raso del fiume Piave erano gli abitanti di Codissago ad occuparsi della costruzione delle zattere, con le quali i tronchi lavorati nelle segherie venivano poi condotti fino alla laguna veneta. Non senza aver prima pagato dazio in vari punti, come a Borgo Piave, a favore del vescovo di Belluno, o al castello di Quero. I luoghi più importanti di approvvigionamento del legname erano la foresta dei maestosi abeti di Somadida, in località San Marco, nel territorio di Auronzo di Cadore, il famoso Bosco d'Areme, rappresentato dalle foreste di Faggio del Cansiglio, e il Bosco di Roveri del Montello. In media ogni anno giungevano a Venezia circa 3.000 zattere. Verso la fine del Settecento, la città poteva contare su una quantità di legname annuale pari a 350.000 tronchi. Lo splendore della Serenissima poggia proprio sull'immenso tesoro, disceso dalle foreste dolomitiche fino alla laguna, lungo le vie dell'acqua. Il documento più antico che testimonia questa attività da parte della gente di Codissago porta la data del 1512 e parla di un certo Alexandre Olivier. Le zattere classiche avevano una lunghezza di 21 metri per 4,20 di larghezza, con un peso di 20 tonnellate. Erano divise in vari settori secondo le diverse utilità ed oltre al legname trasportavano pietra lavorata, come quella sfornata dalle cave di Castellavazzo e Codissago, o ancora mole di arenaria, carbone, i chiodi della Valle di Zoldo e tant'altro. Costruire le zattere era un'attività ad alta specializzazione, diremmo un'arte, inserita all'interno di un'economia interdipendente. Zattere e zattieri, menadas, boscaioli, segantini, accomunati da una vita davvero dura, strappata alla montagna con straordinaria forza e coraggio. Coraggio che non poteva certo mancare nel condurre le zattere tra rapide, speroni rocciosi, secche ghiaiose ed insidie d'ogni tipo evitate a colpi di remo, senza contare l'imprevedibilità del tempo. Questi erano i nostri uomini che lavoravano, ma veramente lavoravano sodo, in un ambiente meraviglioso nel rispetto poi dell'ambiente. Un rispetto enorme che avevano queste figure e forse qualcuno dovrebbe rivedere queste immagini, questi video che ho ripreso perché mi hanno detto rimandali Mirella, perché sapete che io vi ascolto, perché sono piaciuti tantissimo, mi hanno fatto i complimenti perché sono dei video che fanno riflettere. Adesso viviamo nel cemento, il cemento sta divorando tutto, sta divorando il mare, ormai abbiamo gli appartamenti, i condomini dentro al mare. Abbiamo le montagne che non so cosa rimarrà con questo ambiente fragilissimo e ancora cemento. Questa mattina parleremo con Sebastiano Baccichetti, produttore agricolo, azienda agricola vittoriese, per far capire l'importanza del rispetto dell'ambiente, del sottosuolo che ormai non riesce più a soddisfare le nostre esigenze. Parlavo prima con Sebastiano Baccichetti, voi lo sapete che io lo racconto spesso, quando si fa assaiata, sal, pepe, olio, aseo balsamico, limone, tu sappi cosa mettere, non sa più da niente. Te prendi a frutta, neanche tanto bella, a dire la verità, anche qui è dura, una volta che le pesca, questa stagione era così, spariò tutto. Allora, sentiamo cosa ci racconta Sebastiano Baccichetti, un uomo che ha rispetto del territorio e del lavoro che fa, questo produttore agricolo che cerca di dare il meglio del prodotto. Prego Baccichetti, cosa sta succedendo? Sì, accennando proprio al gusto che manca dalla sua insalata e dalle fragole che ha accennato, purtroppo sono tutte selezionate da 50 anni a questa parte per la presenza, per la parte visiva, deve colpire il cliente, il gusto non interessa, è stato abbandonato. Queste varietà, questi semi sono in mano a 3 multinazionali
purtroppo per produrre e per poter vendere devi adattarti a quel seme e a quel risultato, cioè la bellezza, non il gusto. Di conseguenza c'è una conservazione dei semi anche autoctoni. Ah, certo. Cioè volendo si possono ritrovare e ripiantare, però come dice lei le multinazionali sì, ad esempio fanno da padrone. noi abbiamo 2 semi, non sono nostri, produciamo 2 farine da polenta, una gialla e una bianca, che è un seme che è storico della nostra zona, di tutta la pedemontana trevigiana. Purtroppo ha dei problemi rispetto alle altre, cioè gli ibridi che hanno imposto queste società le hanno selezionate oltre che per la produzione anche perché stiano in piedi per le macchine, cioè hanno un apparato radicale ben differente. Le 2 che facciamo noi con queste stravaganze che sono state qua ultimamente sono state distese a terra più volte perché non hanno un apparato, quindi non hanno la produzione delle altre piante, hanno un apparato radicale minimo, necessario per poter assorbire la terra. Sono varietà altissime, le ibride sono più nannizzate, diciamo, e quindi sono più resistenti a queste intemperie, producono di più, quindi uno deve andare in quella direzione purtroppo perché è la quantità che oggi serve. Non sarebbe così. È vero che se vai al mercato e una piccola quantità può essere il prodotto più buono. Piccola quantità o un prodotto non presentabile, non omogeneo. Se hai una cassa di pomodoro devono essere fatti a macchina, non disomogenei, perché non colpisce il cliente. Quindi è stato... lei, Bacichetti, chi è che ha voluto questo? E secondo lei la politica poteva intervenire su quello che era proprio il limite che non si doveva sorpassare? Cioè c'è qualcuno secondo lei, visto che abbiamo ministri che si occupano di questo, l'Europa, anche la lunghezza del cetriolo, perché si lamentano dell'Europa, ma abbiamo i nostri parlamentari europei che hanno sempre firmato le cose che poi arrivavano. Cosa dice Bacichetti? Certo, ma allora... cercano anche di fare questo, purtroppo loro vanno a contatto sia anche con i piccoli, qualcuno sta facendo qualcosa, ma è sempre la quantità, cioè uno che produce 100 quintali di mais non interessa neanche al politico, non viene interpellato in questa, guardano le quantità, uno deve produrre migliaia di quintali, allora ha contatti politici per poter... Com'è col vino, com'è un po' con tutto, se sei piccolo... Ma, chi se ne frega, arrangiati e se chiudi meglio così, perché così... Sì, no, diciamo che qualcosa, per non fare nome, ma Campagna Amica o anche altre, fanno qualcosa per il mercato del contadino, per cercare di avvicinare... ma abbiamo visto anche la rivolta degli agricoltori però. Abbiamo visto anche questo proprio. Ma la rivolta è stata orientata, a ragione, con l'aumento dei combustibili che volevano togliere, hanno un'integrazione europea, volevano togliere quella sia in Germania che in Italia, cioè la rivolta è stata per quello, per altri prezzi, ad esempio abbiamo visto il vetro è raddoppiato in un anno, il motivo non si sa, però e non è ritornato indietro, è raddoppiato e avanti così. Abbiamo Rinaldo, ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Oggi abbiamo un ospite d'eccezione perché se Dio raccontarne la vera verità su quello che è il mangiare della frutta e verdura. Mio nonno era arrivato nel 1850, dopo mio papà, dopo me e miei fratelli, adesso che se me ne vodi. E ha ragione, quella che dice sto signore. Innanzitutto non che sei più i semi, perché che sei tutte multinazionali che dai i semi per fare i frutti e roba. Nel Veneto, Moian, Scorsese, avevano i persi, i meoni più buoni d'Italia, intanto. E che era tutta la roba che nasceva dalla terra, anche se non era omogenea, però aveva gusto. Adesso un pomo, un pero, tutti il gusto che era, non ha più gusto,
100.000 qualità ibride, chi l'ha fatto? Non spiegane più compare, perché se tutto a scolarsi, dimmi Nintendo, conosci i carciofi, va bene, da prima qualità all'ultima, ma di tutta Italia, in ogni modo, perché mangiamo scoarsi, roba bella da vedere ma non da gusto, i porta i peli dall'Argentina, va bene, crise duri come le fiere. Tanti tipi di frutta, acicale, nectarine, persili, ma tutta roba crua. E poi la metti sui frigoriferi. Una volta non era frigoriferi, e il campo dava un quintale di pomi, un albero, e andavano in una giornata o 2 giornate. Adesso metti in frigorifero, li tira fuori dopo 2 anni, 1 anno e mezzo. Mirella, è il gusto, non c'è più il gusto del caraion, e la gente mangia con gli occhi. Ma poi non c'è neanche buona a mangiare. Ma no, per esempio il persolo giallo nel 1950 a Venezia si vendeva, lui vendeva perché se i veneziani oppure noi compravamo il persili giallo, da cominciare i tedeschi. Adesso avremo Bussoengo che ha persili meravigliosi, parlo sempre persili di pasta gaia perché sta 3 robe non c'è persili. Va bene, anche le nectarine gli ha fatte, tutte i ibridi che gli ha fatto. E guarda, io non so signor qua, bisogna, e il contadino una volta metteva via, come si dice, i semi della farina, di questo, di quello. Adesso il consorzio, si è obbligati a comprare dal consorzio e gli dà quello che vogliono. E ora, le cose non mi cerca. Non è politica, tu che interessa è politica. È un problema che i contadini non è politica, bisogna stare questi problemi qua, bisogna dargli soldi, pagandoli, questi uomini che sono qua. E ora ti mangi bene da nuovo, se mette le mani loro in sopra, perché loro se ne intende, ai contadini, una col sole, con l'umidità, sapeva cosa che veniva fuori dalla terra, ti ha capito Mirella? E se ne dava mangiare bene, ne ha fatto mangiare grandi tutti, con roba buona, un cavolo, sapeva da cavolo. Adesso un cavolo sarà da succhetta, non vede più gusti, gli fa 100.000 robe, 100.000, e allora io, bravo e vado avanti per la sua strada, perché quello che hai detto è la verità, scolteso signor, perché sei molto bravo e onesto perché dice la verità. Ciao Mirella, buongiorno a te e al tuo ospite. Ciao Rinaldo caro, allora andiamo a vedere anche questo video caro frutta e poi lo commentiamo con Sebastiano Baccichetti, agricoltore. Le pesche, le albicocche che sono carissime, quelle cose lì, delle verdure e dopo non so, perché noi mangiamo solo quelle. Gli aumenti sono parecchi, perché costano parecchio. E quanto costano al chilo e di quanto sono aumentati? Al supermercato più o meno è 3,90 al chilo, rispetto a prima che erano sempre su 1 euro sicuramente sono aumentate al chilo, sicuramente sì. Gli aumenti ci sono sempre, è inutile, comunque è un dato di fatto, un po', cioè, in qualche maniera bisogna arrangiarsi, però non è che si muore, cioè, si riesce a gestire la cosa. La frutta e anche certe verdure che adesso purtroppo anche i fagiolini sono cari in questo momento, che dovrebbero essere più a buon mercato, diciamo, perché è la sua stagione, col tempo che è andato via purtroppo. E anche altre cose. Ha inciso il fatto che ci sia stato il maltempo sui prezzi? Quello sì, perché cominciano adesso forse le prime albicocche buone che ho potuto mangiare, o le prime angurie. Prima sì, abbiamo dovuto aspettare, poi incide anche quello sì sul prezzo. E quali sono i prodotti andati più su secondo lei di frutta e verdura? Non saprei, io ho visto le ciliegie, i fichi, sì, tutte quelle cose, anche le angurie che una volta con una stupidaggine tipo 20 centesimi, 30 al chilo le prendevi, con 3 euro prendevi un'anguria enorme, adesso costa minimo 4-5 euro. Manca l'insalata, manca i pomodori, manca tutto, è quello che dopo i costi va su. Perché nella mia zona, per esempio, sta diversi, in sottoacqua diversi campi, dei pomodori, di insalata o di industria da far conserva, sul quale quando arriva a settembre, agosto, mi mancherà. In casa mia la quantità è poca.
Allora, le nostre brave casalinghe che fanno quadrare i conti, che sanno fare la spesa, conoscono i prezzi. Qualcuno è fortunato perché ce la fa, non è un problema, ma per molti invece fare la spesa di frutta e verdura è diventato un problema. Prima era la carne, il formaggio, adesso siamo arrivati alla frutta e alla verdura. Come commenta Bacicchetti queste interviste? I video che abbiamo visto hanno detto tutta la verità, cioè purtroppo mancando la stagione è andata malissimo, piogge ininterrotte, non si è potuto seminare, piantare, lavorare i terreni. Di conseguenza, mancando prodotto, il prezzo sale. Questa è la prima causa, perché è normale su tutto. Per noi produttori purtroppo non è che ci abbiamo guadagnato di più perché costa il doppio. Abbiamo perso anche noi parecchie produzioni, cioè, abbiamo anche avuto, nella mia azienda in particolare, un po' di grandine. Abbiamo distrutto tutti i peperoni che avevamo fuori, quindi è dovuto rimettere. Non è stato così facile perché fa 2 giorni di sole, quel giorno che puoi entrare nel terreno ripiove di nuovo. Cioè, fino a 8 giorni fa è stato un disastro con poter lavorare i terreni e piantare. Il prodotto purtroppo è così, il gusto, come abbiamo detto prima, è mancato. Le piante non sono più quelle di una volta e quindi il seme non è più quello di una volta. Il seme, cioè ci sono i semi, ma vabbè, semi ne c'è tanti in giro, Bacicchetti, te ne trovi sempre. Mais, abbiamo la polenta, noi facciamo una bianca e una gialla in azienda per poter vendere l'anno scorso la gialla non abbiamo prodotto zero. Però Bacicchetti, una volta eravamo in tanti, si mangiava meno ma si mangiava meglio, ok? Adesso il progresso ha portato che siamo molto meno, perché come numeri siamo molto meno, si mangia 12 mesi all'anno di tutto e di più perché troviamo sempre tutto, qualsiasi prodotto, anche a prezzi alti, ma si trovano. Però non mangiamo più bene, mangiamo male, cioè è inutile che qualcuno dice ma compra bene, anche se compri bene quel prodotto non sa da niente, questa è la verità, non è che ci sia un qualcosa che dice beh spendo di più, sì qualche volta può capitare, ma non è che spendendo di più hai il gusto, hai la qualità, hai la bellezza, allora, che è un'altra roba. C'è un altro fattore ancora che incide su questa cosa, cioè accennato a 50 anni fa, 60 anni fa, diciamo che quasi tutte le famiglie avevano il proprio orto, coltivava in un terreno, ogni famiglia aveva un terreno differente. Qua Grassa? Adesso, Qua Grassa? C'erano, la zootecnia era presente, quindi veniva con quello, non era altri interventi, solo con il letame. Oltre ai semi, il produttore ha dovuto scegliere anche i terreni, cioè siamo andati a coltivare non più nell'orto familiare, ma sono coltivati nel litorale del Cavallino o del Bibbione che abbiamo qua, ma anche altre zone tipo Latina dove coltivano hanno scelto terreni che sì sono facili da lavorare e rendono veloce la produzione, però non è più il gusto, anche fosse il seme, senz'altro non avrà il gusto dell'orto di 50 anni fa, coltivato in una maniera naturale. Allora andiamo a vedere anche la Coldiretti Agricoltura danni maltempo e poi lo commentiamo con Bacicchetti. Andiamo a sentire cosa dicono. Piogge e grandine non stanno dando tregua alla nostra agricoltura, cambiamenti climatici che rischiano di mettere in ginocchio il lavoro di tante persone e l'economia di un paese. Quest'anno è stata un'annata cominciata in maniera disgraziata, diciamo. Abbiamo avuto una primavera molto piovosa, anzi più che piovosa ci sono state delle vere e proprie inondazioni che hanno distrutto o comunque ritardato i raccolti dei nostri agricoltori e messo anche su quadro parecchi centri storici. Ricordiamo anche che se molte città, pensiamo anche a
a Vicenza comunque non è andata sotto acqua è perché anche gli agricoltori hanno messo a disposizione i loro terreni affinché non si allagassero le città, e quindi questa è anche una cosa che va ricordata. Poi vediamo, il clima è difficile da decifrare, guardi 4 app di meteo e vedi 4 previsioni diverse, e comunque al di là degli scherzi è sempre più difficile lavorare in agricoltura perché l'imprevedibilità è sempre dietro l'angolo. Acqua preziosa persa, afferma Guderzo. L'acqua corre via, non fa neanche in tempo ad infiltrarsi in falda, e qui bisognerà anche cominciare a ragionare in futuro su come trattenere quest'acqua. La questione che si lega al discorso dei mini invasi. Sì, è una cosa che chiediamo già da diversi anni, ovvero la possibilità di poter costruire dei piccoli e medi invasi, piccoli e medi anche perché sono meno impattanti rispetto alla grande opera, e la grande opera poi ci vuole tempo, mentre questi sono velocemente, si possono velocemente mettere in opera, e questo darebbe modo da una parte di accumulare l'acqua quando piove tanto per poi poterla utilizzare nei momenti di siccità. Come Coldiretti abbiamo proposto un piano già diversi anni fa, ovviamente adesso la palla passa in mano alla politica che ci deve un po' seguire su questo argomento, però credo che sia nell'interesse di tutti, non solo degli agricoltori, portare avanti questo tipo di opere. Giovane, con le idee chiare, avete sentito, hanno le idee molto chiare su quello che si dovrebbe fare, non le grandi opere enormi, ma delle piccole opere di contenimento. Questo è quello che dice il rappresentante della Coldiretti. Sentiamo Livio da Padova e poi il Baccichetti. Vai Livio! Ciao Mirella. Ciao. Un saluto al rappresentante degli agricoltori. Dunque, pazienza che la frutta sia cara, ma anche certa frutta fa schifo, perché per esempio gli armellini, noi diciamo armellini, gli albicocche insomma, io mi ricordo che diversi anni fa erano dolci, dolcissime, adesso non sono più dolci, sono sì un po' dolci, ma sono dure anche perché le levano probabilmente, crude prima, eccetera. E mi ricordo le pesche che c'erano una volta, quelle pesche belle grandi, gialle, no? Che avevano, quando si levava l'osso, avevano dentro l'osso che era viola, diciamo, no? Avevano tutti i gusti squisiti. E così è. Ecco, si salva un po' il melone, diciamo, il melone è ancora abbastanza buono, l'anguria non lo so perché non l'ho mangiata, però vedo certe angurie che vendono che non sono belle rosse, che sono un po' biancacce dentro, biancastre, e purtroppo è così, insomma, bisognerebbe che la gente mangiasse solo la frutta che è buona, tipo il melone. Non so, tipo anche le pere si salvano un po', sono abbastanza dolci, diciamo, ma le albicocche, le pesche e anche altra frutta proprio fa schifo, insomma. Ecco, bisognerebbe che la gente adottasse questo sistema, perché purtroppo questa è la realtà. Grazie. Io non so, ma quei meoni mi è proprio nera, su 10 meoni che ne trovo 3 dei buoni e 7 da buttare via. Questa non so a voi altri, io non so, quei meoni è una tragedia. Ma Cecchetti, Livio ha ragione. Allora, sì, però volevo anche allacciarmi al rappresentante di Coldiretti di prima, quello che ha detto è sacrosanto, cioè abbiamo questa potenzialità di acqua che va dispersa. Posso parlare della mia azienda, noi abbiamo dei terreni in Alpago che si sono asciugati adesso a metà luglio, è impossibile, sono drenati da canali ancora fatti da Benito, quindi non sono manutentati come dovrebbe essere, sono di proprietà dell'Enel, la pulizia la fanno quando proprio non è più loro, quando ha la loro disponibilità. Oltre a questo, là vicino è il lago di Santa Croce. Per aumentare la capacità del lago senza ampliare la superficie, ma la pulizia all'interno, c'è una zona di melma che è affiorata, sì. Togliendo quella si aumenta la capacità di migliaia di metri cubi di acqua che potrebbe essere utilizzata per l'irrigazione. Ma secondo lei, Baccichetti, perché non si fa questo allora? Ma là è proprietà, ha in gestione l'Enel, però penso che la regione... Ora, oltre ai consorzi di bonifica, quello non credo che il Genio Civile, sì. c'è anche l'Enel? Sì, lei è la proprietaria. Questo avevo sentito che stamattina, che quando che vedevo qualcosa non vanno, che c'è solo qui, che c'è anche l'Enel. Però tutti e tre d'accordo potrebbero, è un intervento
su questi bacini che ha accennato di fare, quello sarebbe quasi il più semplice, cioè non si va ad occupare territori nuovi, perché il lago c'è già, basterebbe solo pulirlo sotto, cioè togliere quei metri. Qualcuno dice che ci sono fanghi tossici e che una volta che si puliscono e vengono tolti possono diventare pericolosi, meglio lasciarli là perché non sanno dove metterli. A lei risulta, Baccichetti? No, questo è, parlando sempre del lago di Santa Croce, è un dilavamento delle montagne, è la parte fine che arriva nel lago. Mai dire mai in Italia quello che si può trovare. Baccichetti, sì, so. mai dire mai in Italia. Però scende da montagne che spero non siano state inquinate. Inquinato è tutto ormai, perché ho sentito giorni fa in televisione un dato dei voli che abbiamo giornalieri in Europa, cioè un numero incredibile. Non so se ho capito bene, 36.000 voli al giorno. Cioè, allora, cosa consumano, cosa sente, perché là il carburante non è che lo utilizzano tutto, una parte è secco. Dove arriva? Arriva da noi, sulla testa. Andiamo a vedere allora questa cassa di espansione a Breganze, poi lo commentiamo e poi andiamo anche in pubblicità. Andiamo a vedere. Per capire l'importanza di un bacino di laminazione piccolo come quello appena inaugurato tra Colcerese e Breganze, basta riavvolgere il nastro di appena 4 anni, 30 agosto 2020. Il vicino sottopasso della Gasparona, che transita sotto la superstrada pedemontana, andò sott'acqua 2 volte nel giro di un anno e anche appena entrata in funzione, seppure parzialmente, la cassa si è già attivata 5 volte. È una zona ricca d'acqua quando piove, purtroppo, e quando piove qui succedono i danni, perché i canali sono quelli che sono, non sono stati allargati in questi anni. Si è pensato solo a costruire senza creare nuove vie d'acqua, e quindi quando c'è una pioggia intensa qui purtroppo ci sono delle trasmissioni e si mette a rischio veramente il territorio. Qui il terreno è argilloso e impermeabile, ogni pioggia abbondante rischia di creare problemi. L'opera si trova al confine dei comuni di Colcerese e Breganze. Qui abbiamo abbattuto i campanili e abbiamo collaborato assieme al consorzio di bonifica per risolvere una problematica che era pesante, risultava pesante sul territorio. Ci siamo trovati questo problema risolto di fatto, e fatto anche, come abbiamo sentito, in tempi molto brevi, grazie alle sinergie e alla collaborazione di più istituzioni. Ci auspichiamo che sia possibile sempre fare così, magari evitando di arrivare a un problema da risolvere, magari a una soluzione già buona in origine, ma in ogni caso progettare e realizzare opere pubbliche non è mai facile, qualsiasi parte politica ci sia. L'intervento, finanziato coi fondi stanziati dalla Protezione Civile Nazionale dopo la tempesta Vaia, è costato 1,5 milioni di euro, a cui si sommano 550.000 euro per la pulizia e la sistemazione delle sponde. Questa cassa di laminazione attenua gli effetti portati dalle piene del Riale, dell'Avert e dell'Astico Tesina, ma non è l'unica realizzata lungo l'asta del Brenta. Parlo della cassa di espansione che sono state fatte a Romano Isolino, quelle che sono state fatte a Rossano Veneto, a Mussolente, tutti i canali scolmatori stiamo prendendo per mano uno per uno, e quindi è un'opera intensa anche con la collaborazione della Regione Veneto, che ci supporta abbastanza in questo senso, e quindi stiamo percorrendo un percorso che ci permette di mettere in sicurezza il territorio. Allora, sentiamo come commenta Sebastiano Baccichetti, produttore agricolo. Quello che si sente è che in tanti anni si poteva fare di più, perché è quello che abbiamo sentito, perché le idee erano chiare: servono dei bacini di laminazione, di contenimento, non grandissime opere, ma diversi nel territorio per contenere l'acqua. Certo. Invece noi rincorriamo sempre la grande opera. Perché, Baccichetti? Allora, questo non lo so proprio in fase di progettazione cosa abbiano in testa. Prima ha accennato a queste, come abbiamo visto quest'anno, delle piogge intense in periodi che magari gli altri anni non le avevamo. Purtroppo non è. Lei ha accennato al cemento e anche l'asfalto che Ah sì, beh. perché ci sono
migliaia di chilometri che vanno sono impermeabilizzati, quindi ritornare a come eravamo è impensabile. Fare questi interventi, cercare di fare anche i meno costosi, perché non sono interventi così, secondo me, impegnativi. Sì, hanno dei costi enormi. Ma non come la grande opera, impattante questo magari. Non lo so cosa abbiano perché il grande costa sempre tanto, Bacichetti. Il piccolo costa un fiamanco, ma il grande costa poi qua in Italia. Andiamo a sentire la nostra Nadia, vai Nadia. Ciao Mirella, buongiorno al tuo ospite. Niente, volevo chiedere, io ho 74 anni, mi ricordo quando mia mamma metteva su, cucinava la peperonata, c'era un profumo che me lo immagino ancora, non l'ho più sentito quel profumo di peperonata. Adesso è tutto uguale e va. Quando si cucina si sfalda in pochi minuti e viene pappamolla. Una volta rimaneva proprio la melanzana rimaneva quasi intera, cucinata, però non faceva tutta questa e fa tanta acqua e non sono più capace di avere quei gusti che erano meravigliosi. E io vado a prendere la verdura in un'azienda agricola, ma è uguale, non si sentono i gusti. Grazie, arrivederci e buona giornata. Hai detto bene Nadia, la peperonata e il pane. Passavi anche a 1 chilometro di distanza, sentivi già il profumo del pane. Prego Bacichetti. Volevo dirlo io. La nostra azienda era di fronte a un panificio importante, lavoravano diverse persone. Il profumo che sfornavano di quel pane, me lo sogno, dove va a sentire adesso quel profumo? È impossibile. C'è un'altra cosa, la signora, che volevo accennare, visto che mi ha coinvolto. Io sono anche assaggiatore di olio e per poter diventare assaggiatore hai bisogno di una certa pulizia del cervello, cioè su questo genere. Allora, abbiamo memorizzato purtroppo, anzi, come ho detto anch'io, quello che memorizziamo da giovani o da bambini addirittura, hai la mente pulita, sono pochi. Vieni immagazzinato. Hai immagazzinato quei profumi là. Risentirli adesso, che ha messo dentro 60 anni di memoria nella testa, è un po' difficile. Cioè, anche la nostra testa che è cambiata. Sono d'accordo che la peperonata, i peperoni e le melanzane non sono quelle. Dai, il profumo, se lo ricordiamo, Bacichetti, a Rucco e a Madonna, la frego e abbiamo accennato prima che erano coltivati con letame. Adesso il letame non esiste più, cioè era una coltivazione naturale, mangiavi quello che veniva, i quintali erano quelli. Non... quote latte che ha distrutto le vacche, no? Questa è la verità. Adesso il favin, dopo non che sarà più il vin, chissà dove bagneremo il bicocche come che Garmeini, come ha detto Livio, crui, verdi. Dopo del vino non so cosa ci sarà. Di eterno non ho visto nulla, sono vecchio anch'io ormai. Io ho visto 2 o 3 passaggi, parlo sempre personalmente della mia azienda. In pratica sono sempre nella terra, sono sempre un agricoltore, ma ho dovuto cambiare 3-4 mestieri. Non parliamo con le macchine, acquisti delle macchine per una certa attività, dopo 7-8 anni devi cambiare perché non le utilizzi più. Parlo delle macchine da fienagione, ok? Adesso con i vigneti no. Non servono più? Non servono più. Ferro vecchio, cioè sì. E tanti soldi impegnati, sì, sacrifici per pagare, adesso non servono questi più. Cambiamenti li ho visti 3 volte nella mia azienda. L'insilato prima, okay, sparito tutto. Allora non so se questa coltivazione del prosecco, mi auguro che duri a lungo,
Ma non sarà, i nostri meravigliosi vini, eterna. i Rabosi, i Merlot, i Cabernet, i Refoschi, cioè proprio non c'è più questa richiesta o qualcuno ha preso un'altra direzione? Hanno preso un'altra direzione perché il mercato tira dall'altra parte, quindi sono andati persi anche là, forse qualcosa si potrebbe anche recuperare, ma se uno si mette a coltivare questi vigneti fuori del mercato, cioè, è morto, cioè non ha ritorno economico. Quindi il Prosecco è invaso un po', cioè ha condizionato tutti a coltivare quello, ecco. Dopo di quello non so cosa ci riserva. Cosa ci sarà. Poi parleremo di olive, adesso andiamo in pubblicità. E siamo con Sebastiano Baccichetti, produttore agricolo. Quello che volevo capire, adesso parliamo, prima abbiamo parlato dei vini, del frutto e verdura, adesso parliamo di olive, perché lei è un produttore anche di olio extravergine di oliva. Però dicono, bevi bene, compra l'olio extravergine di oliva, ma non sai che tutti abbiano possibilità di comprarsi questo olio buonissimo, ma anche a un certo costo e anche che sia un lavoro non indifferente, però non è alla portata di tutti. Però noi vediamo quando vai ai supermercati questo extravergine di oliva a 3 euro, 4 euro, 5 euro, ma che extravergine olive europee. Andiamo e vai e non. Allora come mai sta storia? Europee non. Allora diciamo che la Spagna, che aveva il potere della produzione, questi ultimi 2 anni è andata in crisi, hanno avuto siccità enormi, hanno fatto 2 coltivazioni super intensive e quelle, se non hai acqua, non producono. Di conseguenza anche là, mancando il prodotto della Spagna, il mercato è andato fuori di testa. I 3-4 euro che diceva non li trova più il supermercato, sono 10-11 oli che non sono, cioè non dico che sia veleno, però all'origine non sono commestibili, diventano strada facendo con delle raffinazioni, che dopo siano commercializzate come extravergine. Alziamo gli occhi al cielo. Sì, l'extravergine. Cioè una bottiglia di extravergine, un litro di extravergine, con cosa le olive. costa? Allora intanto bisogna conoscere il marchio e il produttore, perché anche là sono tutti multinazionali, quelli che ha accennato lei, non sono... allora se conosce il nome e il produttore, non dico nostro, ma in tutta Italia, anche al sud, che sappiamo che l'olio è fatto con le olive, spremuto e analizzato, vabbè, ma con olive sane, quello è un extravergine che non può costare 10 come euro. No, è impossibile. Cosa costa? Grosso modo? Si va da minimo 14 a 18-20, se si vuole provare oli di qualità superiore, che comunque sono extravergini, ma magari con bottiglie numerate, una produzione limitata, di oliveti selezionati prima, raccolte nel momento giusto, si trovano con bottiglie però da mezzo litro, riesci a anche coprire nicchie di mercato, però riesci a coprire... Allora diciamo che la produzione, il 94%, dico così però, ma è così, il 94% del mercato è fatto da quei marchi potenti. Quelle nicchie sono quel 4, 5, 6%. È difficile anche trovarlo, bisogna andare alla ricerca. Ci sono, perché in Italia ci sono, penso, 5.000 frantoi che lavorano bene. Sì, però non li troviamo nei supermercati, difficilmente. Certo. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, visto che abbiamo parlato di lavoro, questi lavoratori in nero, andiamo a vedere il servizio e poi lo commentiamo con Sebastiano Baccichetti.
Li hanno trovati in un campo a Fanzolo di Vedelago in via Montegrappa mentre sotto la pioggia battente stavano raccogliendo le zucchine. Il blitz dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro e dei militari dell'arma della locale stazione è scattato nella mattinata. I lavoratori sono stati rintracciati in un terreno agricolo. Si tratta di 4 cittadini di nazionalità indiana. Solo uno di questi, un 41enne dalle prime verifiche, pare fosse in regola, mentre gli altri 3, 2 giovani, poco più che ventenni, ed un 32enne sono risultati in nero. Al datore di lavoro 25enne che aveva il terreno agricolo in locazione, anch'esso di nazionalità indiana, è stata sospesa l'attività fino a quando non regolarizza le posizioni. Non solo, ma gli è stata comminata un'elevata sanzione amministrativa prevista dalla normativa in materia appunto di lavoro in nero. 3 lavoratori in nero scoperti nel settore della ristorazione, 2 attività sospese, 60.000 euro di sanzioni. E il bilancio dell'attività dei carabinieri del nucleo ispettorato del lavoro di Trieste, realizzata in collaborazione con la compagnia dei carabinieri di via Ermet. Diverse le attività ispezionate per approfondimenti sulla posizione contrattuale di 30 lavoratori. Nel dettaglio, in un ristorante etnico sono stati individuati 3 lavoratori in nero, di cui uno minorenne, con conseguente sospensione dell'attività. In una pizzeria del capoluogo Giuliano è stata invece accertata l'assenza di formazione inerente alla sicurezza dei luoghi di lavoro da parte di 2 dipendenti, così come in analoga attività, ove oltre all'assenza di formazione per un lavoratore è stata accertata anche la presenza irregolare di un impianto di videosorveglianza privo di autorizzazione, utilizzato anche per il controllo a distanza del personale. In un'altra attività di ristorazione è stata accertata l'assenza del documento di valutazione dei rischi, motivo per cui è stata disposta la sospensione dell'attività fino al ripristino della regolarità. Complessivamente sono state elevate sanzioni amministrative per 60.000 euro. Allora Baccichetti, si pensava, perché forse non c'era molta trasparenza, che il caporalato fosse solo al sud, mentre noi lo vediamo da anni che basta uscire di casa e lo troviamo, nel silenzio assoluto di chi doveva controllare e non l'ha fatto, o poco. Tanto è vero che dopo questa morte terribile di questo povero uomo, con questo braccio buttato là come fosse una bottiglia, una lattina, buttato fuori di casa, ci si è accorti che forse bisogna intervenire. Allora anche il governo ha detto che arriveranno più uomini, più controllori. Ecco, lei cosa dice? È possibile che nessuno prima vedesse? Eppure sono campi sterminati dove si vedono queste persone che raccolgono, dove passano tutte le istituzioni. Cioè ogni volta ci vuole il morto per capire, beh, forse un attimo dobbiamo fermarci. E non sarebbe giusto pagare queste persone il dovuto, invece veramente di sfruttarle, di farle vivere in maniera ignobile nel 2024? Sono senz'altro d'accordo, non è che sia ammesse queste cose, cioè senz'altro che vanno a speculare anche su quello e se sono in regola il costo è destinato ad aumentare, no? Ma speculare su queste cose è proprio una cosa da non fare. Non vorrei dire il caporalato, spero sia un'altra cosa. Cioè, spero che sia una cosa limitata, cioè qualche persona va bene, non che sia organizzato da un caporalato come abbiamo sentito al sud, gente che gestisse centinaia di persone tutte fuori regola, che le spostano di qua e di là. Spero che questa qua sia una cosa isolata, ecco, cioè sarà successo, è successo, ma spero non si ripeta e non sia così estesa da dire visto le coltivazioni che abbiamo e la monocultura, allora sì, ecco, allora anche quella è una cosa. Prima, cioè, no, io sono l'ultimo dei 12 fratelli, eravamo tutti che lavoravamo da ragazzi nell'azienda, adesso purtroppo manca, le famiglie non sono più quelle di una volta, è impossibile. Abbiamo bisogno. Baccichetti, chi è che raccoglie tutta questa frutta e verdura, visto che dicono i nostri ragazzi non ci sono più, non fanno questi lavori? Cioè, se noi altri mangiamo frutta e verdura è perché qualcuno la raccoglie, ok? Chi è che raccoglie tutta questa frutta e verdura? Possibile che non si possa chiarire una volta per tutte com'è questa situazione? E andare a vedere, senz'altro. Personalmente, anche noi, ripeto, come famiglia, non è più la famiglia di 50 anni fa, abbiamo bisogno di manodopera esterna.
sono in regola, conoscendo Bacicchetti non ho dubbio, guarda. Questo è fuori discussione. Però non è così semplice. Non è così semplice. Ci vuole il medico, la visita, insomma... La burocrazia. La burocrazia ce l'ha messa tutta anche là. Allora Bacicchetti, torniamo invece a questa meraviglia che abbiamo visto, rivediamo le immagini di questa spremitura che veramente Bacicchetti se ne intende. Qui cosa stiamo vedendo allora? L'inizio delle olive? Sì, le olive che arrivano in frantoio vengono lavate da questa macchina, è un lavaggio e anche un'asciugatura, fare un percorso di sgrondare tutta l'acqua, ecco, quello che stiamo vedendo. Le olive che stiamo vedendo sono bellissime, non belle, quelle che avevamo visto prima, forse un po' meno. Questa è la macchina che prepara l'impasto e l'olio che esce. Questo percorso non è immediato come stiamo vedendo, ha un percorso che dura un'ora dal lavaggio alla frangitura, alla mollitura e all'uscita dell'olio. Ma quanto belli sono gli olivi? Abbiamo avuto anche dei problemi, ecco, con questa malattia anni fa, per fortuna si è superato. Allora, la malattia si parla della Xylella, sì. È al sud, ha fatto 100 km più, speriamo che sia contenuta adesso, sarebbe un disastro. Già abbiamo problemi anche qua, qualcosa, ma non sono così, là sta proprio distruggendo tutto. Purtroppo l'olio, come vediamo anche qua, questo è un olio artigianale, è difficile trovare un olio nel mercato, sì, abbiamo anche quantità, ma non rappresentano niente nel mercato. Nel mercato. Quello che rappresenta molto invece è il vino, come abbiamo detto prima. Allora andiamo a vedere anche questo servizio, situazione vino Veneto, e poi sentiamo come commenta Sebastiano Bacicchetti. In questi ultimi 15 anni in Italia abbiamo perso circa, o meglio, a livello comunitario abbiamo perso circa 7 litri pro capite nei consumi. Un dato ben chiaro al direttore generale del terzo gruppo vitivinicolo italiano. Una vita a capire le tendenze dei mercati nazionali ma soprattutto esteri che stanno sostenendo l'economia del vino trevigiano e veneto. Abbiamo esportato in questi 15 anni 13,1 milioni di ettolitri in più rispetto al 2005, rispetto al periodo precedente. Un calo che secondo Passador sarà costante anche in futuro. È proprio un calo dei consumi, la gente beve diversamente e beve meno. Questa è l'origine di questo andamento. Ripeto, noi siamo in un'area fortunata, il nostro areale è fortunato perché ha 2 vitigni che stanno andando discretamente bene, sono come sapete il Prosecco e il Pinot Grigio. Vitigni che segnano un aumento di produzione in controtendenza rispetto al resto del comparto. I primi 5 mesi del 2024 danno il Pinot Grigio un incremento di esportazione di oltre il 5%, la stessa percentuale anche per il Pinot Grigio DOC, sia delle Venezie sia DOC Venezia. Quindi, seppur a distanza, cresce un'altra tipologia accanto al Prosecco, mentre calano drasticamente i rossi. Questa è una grande preoccupazione, non riusciamo a invertire la tendenza dei minori consumi di rossi. Lei pensi che nel mondo in questi ultimi anni siamo passati da circa il 48-49% di vini rossi consumati al 42-43%. Perché si consuma un vino rosso? Perché le occasioni di consumo sono diverse rispetto ad alcuni anni fa e portano la gente a bere prodotti più leggeri, più freschi, più fruttati, profumati e soprattutto con le bollicine. Allora, sentiamo se Sebastiano Bacicchetti è d'accordo su quello che abbiamo sentito, prego. Purtroppo sì. Purtroppo? Il mercato... Spero e purtroppo, che ha detto Bacicchetti, spero e purtroppo. Cosa bisogna dire? Quello che ha detto è tutto sacrosanto. Le occasioni per bere, che sono diminuite, le occasioni sono nel bar, non è più il consumo delle osterie di 100 anni, 50 anni fa che bevevano il quartino di un vino normale o 2 quartini o anche di più. Adesso bevono sti calici frizzantini che scendono con facilità. I neri purtroppo sono anche più impegnativi. È chiaro che se uno vuole sentire un po' di qualità, di qualcosa di extra, di eccezionale, lo sente sui neri, non lo sente senz'altro sulle bollicine. Il profumo del vino, dell'uva,
La senti hanno sul una nero? lavorazione più Diversa. lunga, i neri, si parla dopo la vendemmia, e quindi hanno un costo più elevato, ma anche l'occasione di berla se sei a tavola con della carne particolare, va bene il nero, ma il consumo è limitato, l'altro ha più occasioni di essere consumato, ecco, le bollicine. Da mattina alla sera, Sì, sì. quello è... Una volta dicevano Però un rosso, ripeto, no se nero. vuoi sentire qualcosa, devi una vedere. marcia in più deve andare sul nero. Allora, Bacicchetti, come ci saluta e che messaggio vuole lasciare questa mattina? Prego. Ma il messaggio, mi auguro che queste piogge, quelle che abbiamo avuto, siano più limitate, perché ne abbiamo avute di veramente eccezionali. Un'annata così è da dimenticare. Noi nell'Alpago abbiamo dovuto lasciare i terreni fermi e non li coltiviamo più, perché ormai la stagione è troppo corta, non è che lassù si possa fare l'autunno. Ormai arriva, è già passata. è già diciamo. passata, l'autunno arriva presto e quindi speriamo non si ripeta. È chiaro che ogni anno ne ha una, cioè ne ha visto di tutti i colori nella vita, no? Adesso stiamo un po' esagerando con l'intervento umano che È andato oltre il limite. oltre il limite, sì. Grazie a Sebastiano Bacicchetti, produttore Grazie a lei. agricolo, grazie veramente, pubblicità. Grazie a lei. Va benissimo. Altri graditissimi ospiti, abbiamo in presenza il professor Giacomo Zanus, professore e direttore chirurgia 2 ospedale Canfoncello Treviso. Vediamo se abbiamo anche un pediatra, il dottor Sebastiano Rizza da Oderzo, eccolo qua. Buongiorno dottor Rizza, grazie anche a lei di essere qui. Allora, dalle olive al vino, adesso passiamo alla sanità, alla salute pubblica, che è la cosa più importante, perché mangiare bene vuol dire anche salute. Cosa dice professor Zanus? Assolutamente, assolutamente. Buongiorno a tutti i suoi ascoltatori, grazie anche per l'invito, Mirella, sempre graditissimo. Mangiare bene è fondamentale. L'alimentazione è fondamentale perché ce lo insegnano, no? Anche i nostri vecchi, che è fondamentale per la salute poi del fisico. Ed è a tavola che cominciamo la prevenzione, a mio avviso. Quindi molte delle problematiche che possiamo avere, vedi il colesterolo per esempio, possono essere risolte già con una corretta alimentazione a casa. Professor Zanus, quanto importante è la prevenzione? Perché noi sentiamo questa parola che è una parola magica, perché prevenire vuol dire non curare o curare in tempo. Però facciamo fatica a curarci, a prevenire. Siamo ancora, specialmente anche l'uomo, devo dire la verità, più che la donna fa molti più esami, si controlla molto di più, però facciamo fatica a capire l'importanza della prevenzione. Ma non è colpa nostra, è che non ci hanno abituato a questi percorsi. Sono come le carte di credito e i nuovi strumenti dove i nostri diversamente giovani, come li chiamo io, non sanno usarli, ma perché nessuno gliel'ha insegnato. Se vai in Australia, tutti quanti con l'iPad e vai. Noi non siamo stati abituati. Allora la prevenzione, a mio avviso, andrebbe fatta già all'asilo. Iniziare all'asilo a capire cosa vuol dire mangiare bene, mangiare sano e mangiare anche colorato, che al bambino il colore piace molto, poi sentiremo anche il pediatra, per non arrivare proprio dal professor Zanus, quando cresci, e il professor Zanus ti guarda e ti dice cosa hai fatto fino adesso? Cos'è che vi preoccupa di più, professore, in questo momento? No, direi, Mirella, ha colto bene il problema. Oggi la sanità è evoluta, no? Quindi stiamo capendo sempre più tutta una serie di meccanismi anche fisiopatologici, cioè quali sono i problemi che portano poi alla malattia, ed è fondamentale, come ha detto lei, prevenire. Io preferisco asportare una lesione del fegato di 2-3 centimetri che non una massa di 10. Quindi la prevenzione è fondamentale e dovrebbe cominciare appunto fin da quando si è bambini. Per esempio, lei guardi la realtà americana hanno i bambini che sono già sovrappeso, quindi sono bambini che una volta adulti saranno obesi e l'obesità comporta poi tutta una serie di problematiche. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere una tradizione anche alimentare diversa, la dieta mediterranea, che è la dieta che è dimostrato che salva vite, previene tutta una serie di problematiche. Quindi sarebbe fondamentale che fin dall'inizio, che quindi venissero introdotte con delle nozioni già ai ragazzini, già ai bambini, venissero educati a un'alimentazione corretta e a uno stile di vita corretta, perché poi
non dimentichiamo il problema della tavola, il problema dell'alimentazione è fondamentale, ma lo stile di vita poi dei nostri giovani, dei ragazzi, i venerdì sera, certe attività che purtroppo poi li mettono a repentaglio, sia quando poi guidano la macchina che quando consumano insomma sostanze non corrette. Quindi prevenzione fondamentale. Cosa deve fare la sanità? Devo dire che questo problema lo stiamo concettualizzando, metabolizzando. Adesso con i nostri medici di famiglia, la medicina del territorio, stiamo impostando un lavoro di prevenzione, cioè stiamo cominciando a capire l'importanza magari di eseguire degli esami, eseguire dei controlli, fare dei controlli preventivi per poter poi, magari anche a cadenza annuale, per poter poi individuare tutta una serie di problematiche. Cioè la prevenzione non è dimenticata. Ricordatevi che pur con tutte le pecche che abbiamo, il modello di sanità del Veneto è un modello di grande valore. Credetemi, io ho avuto esperienze con gli americani, con la Germania, con la Francia, e il modello di sanità del Veneto resta un modello invidiabile e che tanti ci copiano. Sì, è vero, però è anche vero che questo modello l'avete fatto voi, professore, tutti assieme, facendo squadra, ecco, con una grande serietà, e questo lo dobbiamo dire perché è vero. Forse qualcun altro doveva aiutarvi anche di più in questo, perché non è possibile che noi ci ritroviamo con delle liste d'attesa incredibili. È vero che c'è stato il Covid, è vero tutto, però c'è anche un'età anagrafica che andava valutata prima, visto che tutti sanno quando si nasce e quando si va in pensione, che la Comunità Europea dice che andiamo in pensione a 50 anni, siamo pensionati a 50 anni, però la pensione poi te la danno a 70 se tutto andrà bene. Però torniamo anche al dottor Rizza. Dottor Rizza, l'obesità infantile, ecco, iniziare anche dalla scuola. Io ho molti insegnanti e delle volte chiedo a loro quanto importante è parlare anche del mangiar sano, della dieta, ecco, delle mense, questi genitori che si lamentano sempre perché mio figlio muore di fame, invece cercano di dare e fare magari una mensa che vada più sulla verdura, sulla frutta, visto che questi bambini mangiano tanto e i genitori portano via i bambini perché non mangiano. Questo me l'ha detto il sindaco di Casale, poveretta, era anche molto dispiaciuta perché con una dietologa aveva fatto veramente una dieta immensa, eccezionale, ha dovuto toglierla perché le proteste dei genitori. Ma questi genitori, se delle volte stanno un po' buoni, tranquilli e si fidano un po' di più degli addetti ai lavori, non sarebbe meglio, non tutti perché ce ne sono di bravissimi, ma io sto parlando a quella parte che sanno tutto loro, decidono tutto loro, ormai vengono da lei magari con la ricetta, ecco, io voglio prendere questo per mio figlio, me lo scriva perché ho deciso io. Prego, dottor Rizza. A tavola siamo quel che siamo, nel senso che va bene la scuola come ambito preventivo, ma la famiglia è il posto dove il bambino mangia di più, e se il genitore è abituato a mangiare in un certo modo, è difficile che il bambino scappi da lì. Noi abbiamo consumi, per esempio, di alcuni generi alimentari che sono abnormi, tipo i succhi di frutta, la Nutella, senza togliere il marchio commerciale, ma insomma quella categoria lì che ha consumi che sono decuplicati negli ultimi 10 anni. E chi è abituato così, se va all'asilo e trova una dieta normale, certamente è in difficoltà, e certamente non mangia, certamente il genitore si lamenta. È un problema complesso, che non è soltanto una questione di etti, di grammi, di tipo di cibo, è una questione di abitudini. La dieta per i greci era lo stile di vita, non solo ciò che si mangia, ma come si vive in terra. Allora, se una famiglia come nei quadri del pittore spagnolo Botero, tutti picciotti, è difficile che gli passi l'idea che essere un po' più magro sia meglio, sia più sano, oltre ad essere più bello. Noi abbiamo degli estremi. Da un lato abbiamo questa tendenza al sovrappeso legata a una ridotta attività da parte dei bambini. Oggi il bambino sta davanti a uno schermo a partire da 3 anni. Gli si dà il telefonino col cartone animato perché stia tranquillo, da piccolo. E poi continua con l'iPad, e poi continua con altre cose. È un bimbo che si muove poco. Ed è un bimbo che è abituato anche a gratificarsi con il cibo. E il cibo che gratifica di più è il cibo spazzatura. Questo è un po' il giro, è il circolo vizioso. Ci sono servizi che sono stati tarati per questo, però la difficoltà fondamentale è la difficoltà culturale. Parlare a uno che non può sentire è molto difficile, e in campo alimentare è proprio questo discorso.
la volontà di modificare la propria dieta, il proprio stile di vita, che viene visto come normale. E di qualunque servizio un pochino va in ginocchio. Difatti il burnout, cioè l'abbandono delle consulenze e dei servizi, è del 50% alla prima visita, dopo il primo contatto, quando non si vogliono sentire le cose che non piacciono in qualche modo, non che non si sia d'accordo razionalmente, ma che obbligano un pochino a modificare la dieta, lo stile di vita, tutto qua. Questo è il grosso problema. Professor Zanus, ecco, dovrebbe essere conosciuto di più, studiato di più. Io sono convinta che se parliamo di un organo a lei molto caro che è il fegato, io vorrei capire quanti sanno le funzioni che ha il fegato, ma perché non ci dicono mai niente? Io per quello vi invito, noi siamo anche curiosi, siamo anche attenti a quello che dite, perché sono organi vitali, sono importanti. Ecco, chi avrebbe mai pensato di pensare al cuore artificiale? Eppure si sta andando da quella parte. Ecco, potrebbe essere anche il fegato artificiale o non ce ne sarà per nessuno? L'importanza del fegato, perché questo è quello che io voglio far capire anche. Cominciamo a parlare degli organi importanti che vanno curati proprio anche con una buona alimentazione, col movimento, ecco, non col fai da te, perché se sono sfigato, uso sta parola, ho una famiglia che mangia male, poveretto, no, non è tutta colpa mia, per quello anche la scuola può incidere molto. Prego, professore. Allora, dal punto di vista, ecco, di quella che è la funzionalità del fegato, il fegato è un organo vitale, no? Senza il fegato non si sopravvive. Quando andiamo incontro all'insufficienza epatica, il paziente muore. A differenza del rene, dove quando c'è un'insufficienza renale abbiamo la possibilità di mandare il paziente in dialisi, quindi di sopperire alle funzioni del rene, per il fegato un organo artificiale, diciamo così, al momento non c'è. Abbiamo dei surrogati che in qualche modo garantiscono alcune funzionalità per un tempo limitato. L'insufficienza epatica, quando è irreversibile, comporta inevitabilmente il trapianto, e quindi il trapianto, qui apriamo tutto il capitolo della scarsità degli organi, della scarsità delle donazioni, e quindi lì diventa un problema molto complesso, di più ampio respiro. Quindi è fondamentale che noi trattiamo bene il nostro fegato. Ha detto bene, l'ha detto fin dall'inizio, cioè l'importanza di fare informazione, di fare prevenzione, di fare cultura e quindi trasmettere anche delle informazioni, ma questo noi cerchiamo di farlo, cioè la popolazione oggigiorno è sempre più sensibilizzata. Io trovo persone che arrivano in ambulatorio con una preparazione già diversa, cioè conoscono, grazie appunto a internet, no, ai mass media, anche alle vostre trasmissioni, no, che hanno in qualche modo una preparazione, perlomeno a livello generale, che li avvicina di più ad affrontare queste problematiche. Quindi diciamo una sensibilità per quella che è la prevenzione, per quella che è prettamente proprio una cultura medica, diciamo che è molto più diffusa oggi, quindi mediamente il paziente è molto più preparato di una volta. Questo senza entrare poi in una serie di problemi che sono quelli del dottor Google, per cui c'è chi naviga su internet e pensa o pretende di saperne magari più di noi che lavoriamo tutti i giorni, che abbiamo studiato per tanti anni le varie problematiche. Quindi ben venga una trasmissione, divulgazione, però attenzione anche a non recepire informazioni in maniera così acefala, quindi indiscriminata, che poi possono portare a degli errori anche comportamentali. Va bene? Abbiamo una telefonata, pronto? Pronto? Non sento. Vabbè, riprendiamo. Sì, è anche vero però, dottor Zanus, lei ha detto molto bene, però bisogna iniziare anche a ascoltare, non sentire, che sono due cose diverse, ascoltare attentamente quelli che hanno studiato, le persone competenti, le persone per bene, che cercano di migliorare la qualità della vita. Non a caso abbiamo dei centenari, anzi centenarie come donne, che veramente io sento le interviste 105, 107, ancora con la mente a posto, tranquille, beate. E questo forse è dovuto anche allo stile di vita che avevano avuto i nostri nonni. Mangiavano poco, mangiavano sano, prima si parlava, tutti avevano l'orto,
con dei semi veramente buonissimi, che adesso le hanno le multinazionali. Avete sentito perché mangiamo male? Perché i semi sono dati dalle multinazionali, i nostri, ciao. Ecco, quanto è importante saper mangiare, dottor Zanus, ma soprattutto abbinare anche il movimento, non solo mangiare, devi anche muoverti. Una volta ci si muoveva tantissimo perché era lo stile di vita che avevamo e adesso abbiamo tutto e non ci muoviamo più, e poi si arriva perché lo stile di vita, il venerdì sbagli, il sabato sbagli, la domenica sbagli, perché sono 3 giorni, poi sbagli magari tanti anche dal lunedì alla domenica perché lo stile di vita, il vino regna sovrano, lo spritz e vai alla grande. Ecco, forse qualcuno dovrebbe anche capire che forse dobbiamo fare un passo indietro, che il limite è stato superato. Sì, ecco, un passo, ecco, direi che la parola e il termine è fondamentale, perché va benissimo quello che parlavamo prima di stile di vita, quindi che riguarda non solo ciò che mangiamo, come ci comportiamo a tavola, ma anche poi come ci comportiamo nell'arco della giornata. Quindi accanto a una corretta alimentazione deve esserci anche la mobilizzazione, cioè ci si deve muovere. Quindi io consiglio sempre ai miei pazienti di fare almeno 7-8 mila passi a seconda dell'età, poi i più giovani devono farne almeno 10.000, più anziani magari 6-7 mila passi al giorno. Ecco, utilizzo il contapassi, che è una modalità semplice per verificare quanto effettivamente uno si muove. Quindi fondamentale anche questo, cioè l'esercizio fisico, il passeggiare, ma semplicemente il camminare. Se siamo bipedi, no? Abbiamo 2 gambe, niente di più facile che non camminare, scegliere dei tragitti quotidiani da fare in maniera ripetitiva nell'arco della settimana, quindi non solo stare in piedi, fare le faccende di casa, ma anche proprio dedicare a se stessi quell'oretta per poter camminare nell'arco della giornata. Che sono le passeggiate che magari distendi anche i nervi. Abbiamo Mirella da Riese +10, non so mi cade ancora la linea, poi mi dice parole. Vai Mirella! Ciao Mirella e buongiorno ai suoi ospiti. Allora, io ho 73 anni. Sì. Ecco, ed è 3 anni che sono vedova, tu lo sai che sono sola, abito sola. Ecco, ed è un po' dei giorni che ho conosciuto qualche amico del paese e adesso mi portano a ballare. Non mi sembra neanche vero. Che adesso ballando, cosa che vuol dire fare dei bei passi, 2 orette così, vieni a casa che stai un bene da Dio, e dopo mangiare, io mangio la banana al mattino e un bicchiere di latte, a me basta, e tante mangiano le paste e dopo si fanno le torte e là fa male, il colesterolo va su e tante mangiano roba di grasso qua e là, a me guarda proprio non mi passa neanche per la testa. Se te va bene a quell'età che te vuol dire che te manca il fisico. Grazie Mirella, molto chiara, ti ringrazio della testimonianza, grazie veramente. Professor Zanus, adesso noi vediamo anche queste immagini, queste foto che lei ci ha mandato di questo intervento chirurgico che sta facendo. Vediamo se partono le immagini. Ecco qua la squadra. Ecco qua la squadra, la meravigliosa squadra del professor Zanus. Guardate anche quante donne ci sono, professor Zanus. Chi avrebbe mai immaginato di vedere così tante donne nelle sale operatorie? Eppure ci siamo arrivate anche là, un passetto come un passetto alla volta. Questa è parte della squadra, non sono tutti perché mancano un po' infermieri di sala operatoria. No, è importante, quote rosa, le donne sono preparatissime. Io lo vedo anche agli esami, lo vedo poi con gli studenti all'università, le ragazze che arrivano sono di una preparazione che in media è qualcosina superiore rispetto a quella di noi maschietti. Le donne di più. Sì, probabilmente sì, c'è anche forse più predisposizione magari per la speculazione, per lo studio, e devo dire che io le dottoresse, le infermiere che ho sono veramente orgoglioso, veramente molto brave, ma di tutto il gruppo io in sostanza sono orgoglioso e vorrei ringraziare. Ecco, mi consenta questo, perché qui apriamo un tema fondamentale che è quello dell'abnegazione, del lavoro, della disponibilità. Vediamo non solo della componente medica ma anche la componente infermieristica. Oggigiorno abbiamo carenza sia di medici che di infermieri e probabilmente dobbiamo reimpostare anche le carriere professionali, perché dobbiamo ridare, diciamo così, slancio, ridare entusiasmo, perché in alcune situazioni, in alcuni ambiti lavorativi si arriva a un limite, dopodiché non
si progredisce più. Quindi è importante questo. Noi per esempio con Padova stiamo pensando adesso all'organizzazione di un nuovo corso universitario per una figura infermieristica super specializzata, che intervenga in sala operatoria, che intervenga nell'ambito di reparto con grande disponibilità di tecnologia, cioè una figura molto particolare, quindi un infermiere che, diciamo così, si avvicina ed aiuta proprio il medico, arriva quasi a un livello medico nella gestione, ecco, del paziente e nell'applicazione di alcune tecnologie. Ecco, ma questo è un momento molto difficile e il problema delle liste d'attesa in parte è legato anche a questo, cioè c'è una carenza inevitabilmente di personale. Sta cambiando la sanità. Il Covid ha determinato, è stato uno spartiacque fondamentalmente, che ha cambiato tutto un paradigma. Noi dobbiamo adesso prendere atto di questo e capire che dobbiamo adeguarci a una nuova modalità di sanità. Vedete come no, si parla di inverno demografico, quindi la popolazione sta sempre più invecchiando, ma attenzione, noi non è che il paziente anziano lo lasciamo a se stesso, noi lo operiamo. Io ho operato anche pazienti di 90 anni, pazienti che stanno bene, che hanno un'età anagrafica di 90 anni, ma che biologicamente dimostrano 10 anni di meno. Vanno operati, poi vanno bene. Ovviamente parliamo di interventi di un certo tipo su pazienti assolutamente studiati e ben valutati. Però capite che, parlo per la chirurgia, ma per la sanità in generale, oggi noi ci troviamo ad affrontare malati sempre più anziani. E vedete però che questo paga perché la vita media sta aumentando. Oggigiorno una donna ha 84 anni, l'aspettativa di vita sono 84 anni per una donna in Italia, 82 mi pare per i maschi. Noi viviamo sempre qualcosina di meno. Da rifletterci questo. Questo per dire che i risultati di questa sanità alla fine sono anche tangibili, perché le persone le prendiamo in carico e la presa in carico è un problema fondamentale oggi. Questo è quello che io chiedo sempre poi ai miei ragazzi, ai miei medici, ai miei infermieri, prendere in carico il paziente, cioè assumersi la responsabilità del suo processo di cura. Sentiamo come commenta il dottor Sebastiano Rizza le parole che ha detto il professor Zanus, prendersi cura del paziente, anche perché, dottor Rizza, Preti, ho fatto sorridere anche il direttore Benazzi, Preti non che ne sa più, suore non che ne sa neanche, medici di famiglia poche, manco che resti i pediatri, i farmacisti. Cosa dice, dottor Rizza? Voi siete un punto di riferimento per le famiglie e per i genitori, prego. Siamo un po' meno anche di noi siamo sull'altro versante, quello di una natalità sempre più bassa, con bambini sempre inferiori di numero. E anche da noi ci sono però possiamo dire dei miglioramenti. Il bambino cronico oggi ha una vita ben diversa da un tempo, meno sofferenze, più accudito, più seguito. In qualche modo le malattie croniche sono anche un po' cambiate rispetto a bambini più sani per quello che la malattia consente. Abbiamo anche raggiunto dei traguardi che sono fino a poco tempo fa devono essere pure fantascienza. Oggi abbiamo fatti epocali, c'è la cura del meccanismo condroplasico già in atto, già in piena sperimentazione. Abbiamo uno schema, uno screening del diabete dei bambini che probabilmente, se va in porto, lo eliminerà nel prossimo ventennio come malattia. Parliamo di diabete insulino dipendente. Quindi abbiamo delle prospettive veramente buone. Prendersi cura, sì, certamente. Diciamo che da noi prendersi cura è più per le infezioni ricorrenti, più per un assetto di cura per quanto riguarda alcuni aspetti, ma in linea di massima non è un grosso problema generale di gestione del bambino, almeno da parte delle strutture. Per quanto riguarda invece l'aspetto così educativo, lì in tempi nuovi si sono fatti avanti. La famiglia di oggi è una famiglia che accudisce il bambino una parte del tempo, d'altra parte lo fanno le strutture. E non è possibile che sia diverso da così. La struttura economica prevede che i genitori non possano avere tanto tempo per la cura del figlio, entrambi i genitori. Perché per vivere bisogna avere 2 stipendi in famiglia. Questa è un po' la situazione. E quindi anche questa è una prospettiva. Il bimbo ha accudito per gran parte del tempo, per metà della La voce che va su e giù, sentiamo se riusciamo a metterla un po' a posto, dottor Rizza. Intanto sentiamo Vladimiro da Rovigo. Ciao Vladimiro.
Ciao Mirella, grazie. Volevo fare una domanda a tuo ospite in studio, che appunto prima accennavi il discorso degli 8.000 o 10.000 passi, no, da fare ogni giorno. Ecco, allora due domande velocissime. Io vedo molte persone, come faccio anch'io, no, che esce da casa per fare espressamente con l'attività di 8.000 o 10.000 passi, dopodiché torna a casa e via parlando. Ecco, questi 8 o 10.000 passi sono da fare come concessione a prescindere da quello che si fa o non si fa nella giornata successivamente, oppure 10.000 passi è compreso quello che si fa nella giornata e quindi, per dire a caso, potrebbero anche bastare 6.000 passi di attività fatta apposta più il restante della giornata. Seconda domanda, fare 10.000 passi in un'unica soluzione alla mattina o farli sparsi nella giornata cambia qualcosa? Perché la mia impressione è che fare un'attività bella robusta, però limitata in un'ora o un'ora e mezza della giornata, o spalmarla nella giornata intera, forse la seconda è meglio, perché si tiene il fisico più allenato, più movimento in tutta la giornata, cioè non si hanno delle ore in cui si abbandona praticamente il fisico. Grazie e buongiorno. Ciao Vladimiro, prego professor Giannis. Bravo Vladimiro, perché ha colto il punto, ha fatto due domande molto pertinenti. Allora, la seconda, sono d'accordo anch'io con lui, l'importante è fare nell'arco della giornata questo tipo di attività, soprattutto modulandola in base al fisico. Chi è più in forma magari può fare un'attività più intensa e chi lo è meno può dilazionare e spalmare nell'arco della giornata. Ricordatevi questo, che non è importante lo sforzo fisico intenso, soprattutto a una certa età, e se non parliamo di atleti, di giocatori di calcio, giocatori di pallacanestro, ma per uno soggetto normale è importante un'attività che metta in azione la muscolatura e consenta quindi di muoversi meglio se ridistribuita nell'arco della giornata. Poi, primo quesito era quello del se sommare o meno. Direi allora che questo dipende anche dall'attività. Per chi è molto sedentario deve assolutamente ritagliarsi un periodo e fare questo tipo di attività. Chi invece magari si muove molto, ha un'attività che lo porta a camminare molto, a muoversi, può ovviamente ridurre poi quel computo di passi, no, da fare autonomamente, quindi terminato il lavoro eccetera, e quindi alla fine si possono sommare le due numerosità, cioè i passi fatti per quanto riguarda la propria attività in casa o al lavoro, e poi quelli, diciamo così, dedicati proprio alla cura di se stessi, come io dico sempre ai pazienti. È una modalità, è uno stile di vita. Torniamo su quell'aspetto, dobbiamo ritagliarci quell'oretta da dedicare a noi stessi, quindi è un'attività, e vi dico, non voglio la corsa, la maratona sotto il sole, no, con lo sforzo, ma semplicemente un camminare, andare a passeggio con la moglie, con il marito, con i figli. È un modo per riappropriarsi un po' della propria vita e senza stress. La famiglia a passeggio non sarebbe male, vero? Visto che la vediamo alle sagre, magari a passeggio qualche volta non sarebbe male. Siamo diventati un po' pigri. Io spero che con questi graditissimi ospiti riusciamo a capire l'importanza anche di uscire. Non abbiate paura, perché sta passando anche questo messaggio qua, la paura di uscire non va bene, specialmente i diversamente giovani. Siamo su un territorio tutto sommato che stiamo ancora bene. Io ho un'amica che vive qui, che è di Napoli, dice sempre: ma di cosa vi lamentate? Volete venire a vedere cosa succede da noi? Ecco, forse l'erba del vicino è sempre più verde, ma dobbiamo guardare anche la nostra. Andiamo a Brescia adesso, a Desenzano sul Garda. Luciano, vai Luciano. Mirella, buongiorno. Buongiorno agli ospiti. Mi senti anche se lascio il mio voce? Mi senti? Sì, parla, poi vediamo. Niente, volevo chiedere una piccola cosa prima al dottore, il medico. L'olio di oliva lo sappiamo che fa benissimo, no? L'olio di oliva, ma l'olio di mais, l'olio di girasole, anche questo diciamo fa bene, tra parentesi. Poi dottore, io fra 3 mesi ho 78 anni, adesso parto, vado 10-15 minuti in bicicletta, poi a piedi per il mercato, poi torno, poi anche oggi conosco un signore che a 98 anni va in bicicletta, tra parentesi, e l'altro è al 35, ne ha 89, l'ho salutato anche ieri in bicicletta, lui e anche io, ma sono magri,
Io ho qualche chiletto in più, ma il problema non è che lo dico io, il problema è che le persone mangiano troppo. Cominciamo dai bambini, tutte cose zuccherate. Io ho lavorato all'ospedale, il dottore facevo l'autista ambulanza, e un professore dei bambini ci ha detto una volta: troviamo bambini a 12 anni, 13 con colesterolo. E quelli cinquantenni, sessantenni, a parte quelli che lavorano, certamente i muratori, mangiano 2 o 3 volte in più. È inutile. Io non ho mai visto, Mirella, persone così, ma anche stranieri. Dottore, io vedo qua in bicicletta marito, moglie, no? Tedeschi, ma specialmente le donne sono 8 su 10 hanno 30 kg, 40 in più, perché bevono la birra, penso. Birra e mangiare male. Grazie Luciano, devo correre, se no non ce la faccio, ma sei stato molto chiaro con le tue riflessioni. Sentiamo come risponde il professor Zanus e dopo anche il dottor Izza. Prego professore. Allora, abbiamo svegliato anche i lombardi, mi anche pare. I lombardi, noi andiamo dappertutto con la trasmissione. Allora no, Luciano ci ha testimoniato appunto i suoi amici 90 anni, 85 anni in bicicletta attivi. Vedete come a questa età ci si possa arrivare bene ed in salute. Fondamentale è il movimento, l'alimentazione, come abbiamo detto fin dall'inizio, e c'è testimonianza la frequentazione con le signore tedesche e sovrappeso, che i tedeschi mangiano peggio di noi, non seguono la dieta mediterranea, è la dieta, no, dei nostri vecchi. La domanda poi iniziale riguardante l'olio, soprattutto l'olio di oliva, è ricco di grassi poliinsaturi, quindi io lo consiglio sempre, anzi è tassativo nella nostra dieta, deve esserci l'olio di oliva, perché anche se è calorico, no? Quindi l'olio ha calorie, però ha delle proprietà che consentono, diciamo tra virgolette, di sciogliere i grassi all'interno del nostro sangue, quindi ha un effetto benefico sulle placche aterosclerotiche, quindi assolutamente l'olio va utilizzato, meglio se olio di oliva, e come avete visto, mi pare, ho intravisto qualche immagine della trasmissione precedente, olio di oliva deve essere buono, deve essere assolutamente buono. Noi in Italia siamo grandi produttori di olio di oliva, olio buono, questo deve essere perennemente presente nelle nostre tavole. Quindi questo, credetemi, è un punto fondamentale dell'alimentazione. È il problema che le tasche piangono, professor Zanus, non tutti ce lo possono permettere, tanto è vero che i discount vanno alla grande, perché poverete le famiglie, un banco solidale, perciò ne so qualcosa, non riescono proprio a prenderlo, non riescono neppure più a prendere il latte, pensate a che livelli siamo. Sentiamo anche il dottor Izza come commenta le parole di Luciano da Desenzano. Prego, dottor Izza. Sono parole condivisibili, lui ha espresso quello che in realtà succede, il sovrappeso come figlio della sedentarietà e anche di una dieta ricca di grassi animali, gustosa per dire, ma insomma ricca in modo eccessivo rispetto ai bisogni. Abbiamo meno necessità di questo, no, purtroppo anche lì c'è sempre lo dilemma culturale, cioè il tedesco la birra se la beve, il virus se lo mangia e quello per lui è mangiare, altro non è. Se cominciamo a ragionare che altro è come prendere le medicine andiamo male, e questa è poi la difficoltà principale nella vicinanza del problema. Claudio da Marano Vicentino, vai Claudio. Sì, buongiorno a tutti. Buongiorno. Io volevo chiedere come ha influito nella salute la raffinazione delle farine, perché siamo passati dalla farina 00 e poi adesso si parla che sono così raffinate che non usano più nemmeno i lieviti. Però tutto questo sembra abbia non favorito la salute. Provo a chiedere se sa qualcosa il professore. Buona giornata signori. Grazie Claudio. Prima di rispondere col professor Giacomo Zanus, andiamo a vedere queste foto che ha mandato proprio il professor Zanus. Invece di vedere le foto della farina ti faccio vedere l'immagine della cirrosi, così la abbiniamo, ecco, a quello che ha chiesto il nostro Claudio da Marano Vicentino. Ecco, questa cirrosi che, guardate, forse magari qualcuno è la prima volta che vede questa cosa, ce la spiega il professor Zanus, che così capiamo
Questa è un'immagine che magari è un po' cruenta, va bene, però è quello che noi facciamo tutti i giorni. Vedete, qui abbiamo asportato la parte in basso a sinistra, è un tumore che abbiamo asportato da un fegato con una cirrosi iniziale, quindi che ci ha consentito, ecco, vedete, questa è la riproduzione, il disegno dimostra i limiti, i confini del fegato e il pezzo che abbiamo asportato assieme ad altri più piccoli. Qui ecco un'altra immagine ancora di un altro fegato già resecato, questo è un fegato cirrotico con una cirrosi già più avanzata. Cosa ci dice questo? In sostanza fegati che un tempo non erano considerati approcciabili dal punto di vista chirurgico, in realtà oggi con le tecniche che abbiamo, con le tecniche dissettive, con le tecniche di coagulazione, con le tecniche di raffinata dissezione, noi possiamo sottoporli a intervento, cioè sostanzialmente possiamo operare molti più pazienti rispetto a quelli che giungevano sul tavolo operatorio anni fa, e soprattutto pazienti anche sempre più anziani, come dicevo precedentemente. Questo grazie alla tecnologia che per esempio a me come reparto di chirurgia dell'ospedale di Treviso, con questa collaborazione con l'Università di Padova, noi abbiamo a disposizione tantissimo, e di questo devo ringraziare la mia direzione che mi ha messo a disposizione veramente il meglio della tecnologia, e con questo noi possiamo fare interventi che state vedendo, possiamo asportare grosse masse su fegati malati, su fegati cirrotici, un tempo, ribadisco, non trattabili, ma possiamo anche portare via tante lesioni. Vedete lì, ecco, questa è un'altra dimostrazione, vedete come andiamo ad asportare tante lesioni, un tempo pazienti che venivano avviati forse neanche alla chemioterapia. Oggi noi asportiamo tutte le varie localizzazioni e poi riconsegniamo il malato all'oncologo, perché allora l'oncologo, avendo bonificato il paziente dal grosso della malattia, lasciando solo magari una malattia microscopica, questa poi viene trattata con maggior facilità dall'oncologo che gli fa la chemioterapia. E torniamo a un discorso fondamentale che faceva Mirella all'inizio, il gioco di squadra. Ecco, qui vedete, ecco, la numerosità di lesioni che possono essere portate via da un fegato. Vedete, non ci fermiamo più sostanzialmente, quasi dinanzi a nulla. Ma l'importanza del gioco di squadra, cioè di una collaborazione. Non esiste più il chirurgo, non esiste più l'oncologo, ma esiste un team che prende in carico il paziente, prende in carico la sua necessità di cura, stabilisce e definisce un programma di tipo terapeutico in cui intervengono vari operatori. C'è il chirurgo, c'è l'oncologo, c'è il gastroenterologo, c'è il radiologo che deve fare una buona diagnosi, c'è la medicina di laboratorio che deve darci degli esami biomorali completi. Va bene? C'è tutta una serie di professionisti che intervengono per ottimizzare il percorso di cura, e oggi questo ci ha consentito di arrivare ai risultati che avete visto, cioè fegati un tempo inoperabili, oggi vengono operati, io ne faccio uno al giorno di questi qui, con tutto il mio gruppo, e sono pazienti che poi, grazie a un programma che è il progetto ERAS, programma ERAS, che noi abbiamo in atto ormai da 3 anni e mezzo, noi in pratica alziamo il paziente, il giorno dopo l'intervento il paziente è in piedi, il giorno dopo l'intervento, quegli interventi che avete visto, il paziente mangia alla sera comincia già un'assunzione di liquidi, il giorno dopo mangia. Questo poi unito alla mobilizzazione precoce del malato, non più pazienti a letto per una settimana fermi immobili, ma pazienti che devono riacquistare l'uso delle gambe rapidamente, e noi riusciamo quegli interventi lì a mandare a casa il malato in quinta, sesta giornata. Un tempo stavano dentro 15 giorni, e vuol dire quindi che il malato torna a casa, recupera il suo ambiente, che l'ambiente suo familiare, riprende un'attività anche lavorativa per i giovani, invece nel paziente più anziano torna con le sue vecchie abitudini, e noi liberiamo risorse sostanzialmente per altri malati. E questo è un meccanismo virtuoso che abbiamo introdotto ormai da 3 anni, utilizzando poi anche la telemedicina. Alcuni pazienti li richiamiamo a casa, non li facciamo tornare in ospedale, ma li controlliamo via web, quelli che è possibile controllare, ma ci vediamo, ci incontriamo, ci salutiamo, vediamo, fammi vedere come cammini, come stai, come va, ed evitiamo al malato, magari anziano, di venire in ospedale a fare attesa, ovviamente quella fuori dalla porta dell'ambulatorio, e liberiamo anche i parenti che possono qui, non devono prendersi il famoso giorno di ferie per portare i parenti in ospedale. Avete sentito quante cose abbiamo scoperto anche questa mattina grazie a C'era questo... le farine, dovevamo rispondere a Claudio sulle farine. Andiamo anche con le farine? Farine, Claudio ha perfettamente ragione, le farine raffinate cosa hanno fatto? Ci hanno consentito di poter avere sulle nostre tavole un pane più buono, indubbiamente, perché il pane con le fibre, no, era magari meno appetibile, però quello era un pane che
con le fibre che adesso vengono eliminate garantiva una miglior funzionalità dell'intestino. Quindi l'intestino non ne ha tratto proprio vantaggio, soprattutto mi riferisco alle problematiche dei tumori del colon, perché un intestino pigro, un intestino che non scarica bene, è un intestino che poi abbiamo visto mantiene al suo interno tutta una serie di sostanze anche tossiche che possono poi favorire l'insorgenza di tumori. Quindi la funzionalità, l'andare di corpo tutti i giorni è importantissimo. È importantissimo. Le fibre, la crusca, no? Ecco, sono importantissime perché garantiscono questa buona funzionalità dell'intestino e quindi in qualche modo, torniamo alla prevenzione, ci aiutano a prevenire poi il tumore del colon. Fibre, frutta, verdura, ecco, sono fondamentali. Allora, adesso passo al dottor Sebastiano Rizza, pediatra. Allora, io domani tornerà a farci visita. Lui è molto affezionato a questo programma, la Mirella, il professor Silvio Garattini, il quale è molto preoccupato per gli antibiotici. Si prendono troppi antibiotici, ma non solo. Mi ha detto e mi manda avanti lui, tanto io ho la roccia che lui ha alle spalle, perciò lo dico tranquillamente anche ai ricercatori e agli scienziati, che noi donne dobbiamo muoverci di più, fare qualcosa perché prendiamo questi farmaci che sono stati testati sugli uomini. E ci ha detto proprio chiaramente: volete svegliarvi e fare qualcosa? Allora io l'ho detto anche a grandi ricercatori, mi sono collegata con l'Australia, con l'America e tutti con le spalle al muro. Questa, guarda che me l'ha detta il professor Garattini, cioè non me la sono... forse arriviamo però a 106, e l'ho detto anche al professor Garattini, 107 anni come donne, perché forse testando questi farmaci siamo diventate anche più forti perché reagiamo in maniera diversa. Però la mia domanda è questa: gli antibiotici, ecco, anche i bambini, l'antibiotico a casa lo do a mio figlio perché ha un po' di febbre, gli do l'antibiotico. Ma può funzionare così? Dottor Rizza, cosa dice a queste mamme, a questi genitori con questi usi di antibiotici un po' troppo, proprio troppo facile, ecco? L'antibiotico va dato solo se viene prescritto. Se un medico ha visitato il bambino, lo ha visto quantomeno, ne ha notizia e quindi decide di darlo per una malattia specifica. L'autoconsumo, l'autouso è da proscrivere non solo per antibiotici, ma anche per molti altri farmaci, come gli antinfiammatori, per esempio. E qui andiamo su una questione antica, si è sempre detto questo, che l'autoprescrizione non va bene. E uno non ha una cultura tale da poter gestire in proprio anche le malattie più banali, specialmente per quanto riguarda la terapia. E questo è uno dei motivi per cui c'è l'eccesso di consumo. E anche una mentalità che vuole che qualunque disturbo debba essere eliminato subito. Se l'infezione è un'infezione virale, anche se io do l'antibiotico, come fa qualche genitore, è lo stesso quello che deve durare. E che noi facciamo? E se qualche disturbo viene trattato comunque come se fosse grave, la tossina, i doloretti, il piccolo fastidietti minori, sempre con l'antinfiammatorio, oltre che con l'antibiotico, li facciamo non del bene. E comunque non risolveremo il problema nei tempi che vogliamo. I tempi del digitale deve essere risolto subito, anche prima che si manifesti a volte. Mentre invece bisogna avere pazienza e aspettare che le cose vadano come devono andare. Questo è il mio parere. È un parere molto importante, la ringrazio. Come prima ha accennato a questo diabete mellito. Io pensi, dottor Rizza, che ho seguito un bambino che giocava a calcio. Era veramente eccezionale, famiglia molto disagiata e il calcio per lui voleva dire la vita, voleva dire tutto. All'improvviso si è scoperto che aveva questo problema, questo diabete, 10 anni, e le posso giurare che all'epoca hanno fatto una cosa sbagliatissima, le hanno vietato di giocare al calcio, cosa che adesso non succede più, fortunatamente. E questo bambino è stato traumatizzato perché gli hanno tolto la cosa più bella che lui aveva, non riusciva più ad andare a scuola, dovevo andarlo a prendere io, portarlo a scuola, riportarlo a casa perché non si fidava di nessuno, non voleva vedere nessuno, però è stato segnato. Questo bambino adesso è diventato anche un bel ragazzo, però lui mi racconta sempre che è stato il momento più brutto della sua vita, ecco, rinunciare a quello che riusciva ad essere la spina che lui staccava da questa famiglia incredibile
che non riusciva a capire, non c'era nessun aiuto. Quanto importante è stare vicino, ascoltare anche i bambini, dottoressa, perché forse li ascoltiamo poco e voi date anche là questi genitori invece per capire di ascoltarli di più. Prego, dottoressa. L'ascolto è qualcosa che col tempo si è ridotto. Noi siamo più portati ultimamente a parlare che ad ascoltare. Questo vale per gli adulti e a maggior ragione per i bambini. Ascoltare i propri figli vuol dire interessarsene, chiedersi cos'è che non va a guardarli, vedere se hanno qualcosa che li rende meno felici, meno sereni del solito e arrivare a un livello di confidenza tale da potersi interpretare con loro. Questo non è più comune come un tempo, ma è strano, ma è così. E questo vale sia per quanto riguarda ma anche gli operatori hanno sui bambini a volte delle tematiche da progetto. Il bambino lo sorveglio perché non deve fare quella cosa, perché non deve fare quell'altra cosa, perché deve fare questo. Le cose guidate con obiettivi certi, certamente, ma l'insieme, il complesso del bambino non lo vede nessuno. Questa è la mia impressione personale. E anche basarsi su specialisti per questo ascolto significa medicalizzare il problema, mentre è un problema fondamentalmente culturale. Bisogna ricordarsi che questi sono fragili, dipendono da noi e vedono quello che facciamo, non tanto quello che diciamo in città. E questo concetto è il concetto che il genitore deve avere. Quindi interessarsi di tutti, non solo per quanto riguarda i bisogni primari, ma anche per l'aspetto di pure semplice voglia di chiacchierarci insieme, di parlarci insieme, di sentire e essere curiosi di quello che passa nella testa, specialmente nell'adolescenza. Sa che sono molto preoccupata, dottor Rizzo, per i suicidi che abbiamo nei giovani. Guardi che cominciamo a parlarne perché io sono veramente preoccupata. Anche qua nella nostra zona abbiamo dei numeri che fanno rabbrividire. Ecco, questi perché che non vengono spiegati da bambino, perché no e perché sì. Tu non puoi dire no o sì senza spiegarlo, perché il bambino inizia subito a chiedere perché e perché e perché, perché è curioso, vuole capire, conoscere. Ieri abbiamo fatto delle interviste a dei bambini, proprio bambini, alle quali è stata regalata la Costituzione. Pensate, io la leggo tutti i sabati, poi chi vuole segue, chi no cambia canale, però io la leggo tutti i sabato. E sentire questi bambini cosa hanno risposto. Mi piace l'articolo 3 perché parla di questa cosa, mi piace l'articolo 5, loro avevano anche scelto. Perciò noi forse dobbiamo fare quello che sta dicendo lei, dottoressa, ascoltare questi bambini, capire cosa vogliono dire, cosa vogliono provare, le emozioni. Noi stiamo togliendo le emozioni ai bambini e io sono molto preoccupata perché si chiudono sempre di più e prima di farli aprire, quando si sono chiusi, mica così semplice. Ecco, forse questi genitori, non tutti, ripeto, perché ce ne sono di bravi, forse dovrebbero, mi ricordo quel ragazzo che mi ha detto, mia mamma mi chiede sempre, hai fatto il letto prima di uscire? E io mai un abbraccio e un bacio, ma è proprio importante il letto, è più importante, Mirella, magari un saluto diverso. Capisce che se li apri questi ragazzi parlano. Paola da Padova, sentiamo Paola. Sì, buongiorno Mirella e buongiorno ai tuoi ospiti. Ciao Paola. Buongiorno. Ciao di nuovo, scusa. Allora, per quanto riguarda gli antibiotici, i dottori sapranno anche meglio di me che la carne che viene mangiata ormai tutti i giorni, io non la mangio, ma comunque è chiaro che è una scelta personale, ma parlo in generale, praticamente a questi animali vengono allevati a mangime antibiotici, forse l'antibiotico è superiore al mangime, perciò la resistenza, l'antibiotico resistenza, che è un problema così grosso, credo che si dovrebbe cominciare sui controlli da quello che mangiamo. Poi per quanto riguarda il discorso della sperimentazione, lì è un discorso enorme. Mirella invita ancora Garattini perché ha tante altre cose. Domani dove ce l'ho ospite, domani. Ah, perfetto, perché ha tante altre cose sconvolgenti da dire che io naturalmente conosco perché lo seguo, ma che non dico perché io non sono nessuna, invece Garattini è Garattini. Per quanto riguarda la sanità, sì, probabilmente perché per quanto riguarda le mie esperienze la sanità veneta veramente buchi da tutte le parti.
E volevo anche specificare che quando, il fatto che non c'è il cardiologo nel pronto soccorso, questo è un fatto purtroppo appurato, certo che lo chiamano, ma dipende sempre dal medico di pronto soccorso se si rende conto della gravità, magari appunto la persona sessantenne, come ho detto che è capitato a me, resta 1 ora e 20 in pronto soccorso finché che il muore. È inutile che gli faccia il prelievo del sangue e vedere quanto potassio e quanto calcio. Se chiamavano un cardiologo, forse perché ognuno di noi, il nostro destino è nelle mani di Dio, però anche nelle mani dei medici se vengono chiamati. Ultima cosa veramente vergognosa, questo fatto che tanti medici, non dico tutti, dovrebbero mettersi una mano sul cuore, perché per avere una visita per quanto riguarda dolori, cure palliative, che i dolori sono terribili, datisi so e avvezza, e anche caldo, e avere questi dolori pazzeschi, e allora se la visita, la visita con l'URSL, con l'impegnativa, 11 ottobre, sempre per cure palliative, la stessa dottoressa giovedì mattina, se sborso altri 200 euro, naturalmente visita. Grazie Paola, devo correre perché non ce la faccio, sono quasi in chiusura, sei stata molto chiara, professor Zanus. Stiamo parlando di Padova, naturalmente. Stiamo parlando di Padova, che è una realtà che conosco bene. Ecco, il pronto soccorso, purtroppo mi dispiace che la nostra ascoltatrice abbia avuto delle difficoltà con il pronto soccorso. Il pronto soccorso è un ambiente molto complesso. Il cardiologo, teniamo presente, il paziente che va in area rossa ha una valutazione cardiologica praticamente immediata, perché il cardiologo viene chiamato, adesso non conosco nei termini precisi il problema, però io vedo che generalmente pronto soccorso di Padova, pronto soccorso di Treviso, quando c'è un problema cardiologico viene affrontato immediatamente. Il problema potrebbe essere stato quello che non è stato riconosciuto subito al triage, perché di solito quando il paziente viene individuato come cardiopatico ha un'immediata valutazione cardiologica. Problema liste d'attesa, ecco, questo delle terapie antalgiche nel paziente magari neoplastico, anche questo è un problema, questo è un punto dolente ovviamente. Liste d'attesa, purtroppo, ecco, sappiate che oggi, quest'anno, facendo una rivalutazione rispetto agli anni passati, noi abbiamo un aumento del 15% della richiesta di prestazioni mediche in generale per la nostra popolazione. Quindi capite, una macchina complessa che sta cercando di uscire da un momento critico qual è stato quello del Covid, si trova ad affrontare un surplus di attività, perché il 15% è molto, sono centinaia di migliaia di prestazioni di cui stiamo parlando, e riuscire quindi a recuperare quelle per cui siamo indietro, per cui siamo in attesa, aggiungere poi anche quest'ulteriore numero, che è un numero importante, capite, mette di fronte tutto il sistema a uno stress test che purtroppo, soprattutto in periodo estivo, quando, tenete presente, ci sono le ferie che devono essere garantite, sindacalmente noi dobbiamo mandare in ferie tutto il personale, quindi medici e infermieri. Questo inevitabilmente depaupera un po' quella che è tutto il personale, quindi riduce inevitabilmente l'attività lavorativa. Sono dei problemi, ci stiamo in qualche modo, allora il primo aspetto è quello di concettualizzare il problema, rendersi conto che il problema esiste, affrontarlo e poi con le risorse che abbiamo a disposizione trovare dei correttivi. Guardate, porto solo un esempio, le rubo solo un attimo. No, tranquillo. Per quanto riguarda la carenza di medici, della carenza di infermieri vi ho detto, stiamo cercando di introdurre un nuovo corso di laurea infermieristica. Per i medici stiamo aumentando, quindi il Ministero, la Regione hanno aumentato il numero di matricole che possono accedere alla facoltà di medicina. Noi adesso a Treviso, polo di sviluppo dell'Università di Padova, presso l'ospedale di Treviso, abbiamo più di 90 matricole ogni anno, quindi a pieno regime avremo 540 studenti che frequenteranno la sede staccata di Treviso come università, e questo chiaramente, completato il percorso di studi, ci porterà ad avere oltre 500 nuovi medici. Va bene, 6 anni di medicina, chiaro che poi questi vanno inseriti all'interno di un percorso, dovranno fare la specialità, ma questa è una modalità per rispondere. Abbiamo individuato il problema, abbiamo capito che il problema c'è, ma probabilmente un po' in ritardo in seguito magari a una programmazione non ottimale, ma adesso abbiamo risposto, il sistema reagisce.
Chiaro che è una macchina complessa e quindi la reazione, per quanto immediata possa essere, richiede del tempo. In effetti io quando ho avuto anche il professor Gerosa si parlava di intelligenza artificiale perché sembrava che l'intelligenza artificiale riuscisse a risolvere tutti i problemi da sola, e alla mia domanda, ma alla fine è sempre l'uomo, è la persona che gestisce questa intelligenza artificiale. Il professor Gerosa mi ha detto: lei Mirella ha letto la mia relazione, no? Perché ho scritto proprio questo, calma, con questa intelligenza artificiale, perché poi ci vuole, ecco, questa persona che gestisce, una persona anche molto preparata. Forse dobbiamo anche spiegare bene, perché il grande titolo va bene, ma dopo, cioè, come dice lei, ci vogliono dei professionisti veramente preparati per gestire questo importante strumento. Prego, professor Zanno. È uno strumento, l'intelligenza artificiale sarà sicuramente un momento fondamentale. L'introduzione e la diffusione sarà un momento fondamentale di crescita per l'umanità, è indubbio. Però uno strumento, resta uno strumento in mano a dei professionisti, ed è uno strumento di cui vanno valutate le potenzialità, perché può essere molto pericoloso, se ne è discusso, privacy eccetera, quindi utilizzi distorti dell'intelligenza artificiale. Dobbiamo saperlo usare, dobbiamo capirne come sempre le potenzialità e poi adeguarne l'utilizzo che deve essere normato. Credo che ci sia molta discussione per quanto riguarda per esempio il governo a questo proposito, in cui stanno valutando tutta una serie di paletti da apporre all'utilizzo. Però sarà sicuramente uno strumento, parlo in ambito medico, di grandissima utilità, parlo in ambito radiologico, la possibilità di valutare in maniera più precisa le immagini, riconoscere la numerosità di lesioni, di noduli, quindi sarà un ausilio fondamentale. I nostri radiologi stanno già utilizzando intelligenza artificiale, però ripeto, è un radiologo che lo utilizza, è lui alla fine che è responsabile del processo. Ci servirà poi anche in ambito chirurgico per riconoscere le lesioni nel corso di un intervento, però sarà sempre il chirurgo che utilizzerà lo strumento. Quindi l'uomo resta fondamentale. Come dice lei, professore, è uno strumento. Abbiamo Sandra da Padova, vai Sandra. Ciao Mirella e buongiorno agli ospiti. Io volevo dire una cosa. Mi dispiace per la signora Paola di Padova che ha trovato delle difficoltà, cosa che io non ho trovato perché l'anno scorso mi è calata la pressione, ho preso un taxi, sono andata diretta al pronto soccorso e sono stata, posso dire, coccolata. Però devo dire anche una cosa, Mirella, quando si entra al pronto soccorso io vedevo gente che arrivava più o meno giovane, anziana, e ci vuole anche rispetto, educazione, salutare, chiedere per favore, perché ho visto delle volte molta arroganza da parte delle persone. Io capisco che magari uno che sta male in quel momento non ha la mente lucida, anche se è una persona per bene educata, però un conto è avere un incidente e giustamente brontolavano, perché se arriva una persona che ha avuto un incidente grave, io credo che la precedenza deve avere la persona che arriva. Io sinceramente l'ospedale di Padova sono andata tante volte, anche con mia mamma a suo tempo, e ho trovato anche in Sant'Antonio delle persone squisite. Devo dire un'altra cosa, per quanto riguarda il fegato, dottore, professore, io faccio gli esami di routine, io ho fatto ecografia, ho fatto tutto, per fortuna sono tutta a posto e io vado in bagno tutti i giorni, cerco di bere anche tanto. E devo dire una cosa, quando ho visto gli esami, il mio medico, che è 30 anni che ce l'ho, che è un amico di famiglia, mi ha detto: hai il colesterolo, quello buono, alto. Io uso l'olio d'oliva buono, rinuncio a qualcos'altro, dottore, però l'olio d'oliva extravergine. Molto chiara, Sandra, devo chiudere, sennò non riusciamo neanche a risponderti. E un bacione, un abbraccio. Grazie cara Sandra. Prego, professor Zanus, allora io ho il colesterolo alto, buono, cattivo. Direi che Sandra ci ha detto tutto, ringrazio anche per le belle parole nei confronti magari del pronto soccorso e della sanità in generale, che ripeto, pronto soccorso
è sotto pressione, perché provate a pensare un afflusso enorme, massiccio di persone, tutte magari nello stesso momento, che chiedono tutte la presa in carico, la cura. È difficile riuscire a gestire, è molto difficile. Ho fatto pronto soccorso tanti anni, ancora quasi 30 anni fa, però ricordo le difficoltà dell'ambiente, della struttura sottoposta a un carico di lavoro, magari dei momenti in cui non c'è nessuno e poi altri in cui arriva l'afflusso improvviso di persone che devi saper gestire tutte nello stesso momento. Quindi è la variabilità dei carichi di lavoro una delle problematiche del pronto soccorso. Come risolveremo? Tornando anche magari al precedente intervento della precedente ascoltatrice, molto dipenderà adesso da una ristrutturazione che verrà fatta della medicina del territorio, cioè ci saranno i casi di comunità, ci sarà una presa in carico al di fuori del pronto soccorso, ma preospedaliera, da parte del sistema sanitario territoriale, quindi dai medici di famiglia che svolgeranno, e l'ha detto bene la nostra amica, ha detto un medico di famiglia che io conosco da 30 anni. Questo è un plus valore che alle volte dimentichiamo. Mi consenta solo questo, che è un punto fondamentale. Il medico di famiglia conosce perfettamente il suo paziente, quindi rappresenta per noi un plus valore per quanto riguarda la prevenzione. Sanno esattamente cosa hanno avuto magari i parenti nel gentilizio, il papà, la mamma, quali problematiche ha avuto, sono in grado quindi di fornire una risposta assistenziale importantissima. I medici di famiglia sono un valore enorme e noi dobbiamo in qualche modo rivalutare, perché purtroppo spesso da qualcuno vengono considerati come dei compilatori di ricette. Non è assolutamente questo. Loro sono il primo baluardo, la prima trincea di fronte alle malattie, e saranno loro quindi in questa rivalutazione che consentiranno magari di ridurre l'afflusso massiccio, così irrazionale alle volte, in pronto soccorso. Tante persone che poi magari si comportano anche male, come ha detto la signora. Anche noi, provate a pensare, chi è sommerso da richieste magari può avere un attimo di una risposta non adeguata. Non sempre è facile riuscire a gestire le urgenze e le criticità. Dovete capire anche noi sostanzialmente. Allora, grazie invece professor Zanos per aver spiegato anche l'importanza di conoscere e di capire anche la figura del medico di famiglia, che diventerà fondamentale nel futuro. Adesso andiamo a Padova e andiamo a vedere invece questo progetto Hospice Pediatrico Veneto. Andiamo a vedere e poi salutiamo anche il dottor Izza. Un nuovo passo avanti verso la realizzazione del nuovo Hospice Pediatrico Veneto di Padova. Nei giorni scorsi è stata sottoscritta la donazione del progetto del nuovo centro regionale per le cure palliative e terapia del dolore pediatriche da parte della Fondazione La Miglior Vita Possibile all'azienda ospedale Università di Padova. È stata ora formalizzata la donazione davanti al notaio e questo è un passaggio estremamente importante da un punto di vista procedurale, proprio perché ci consente l'approvazione definitiva del progetto da parte dell'azienda e poi appunto la compilazione del progetto esecutivo che ormai diciamo alle viste, e quindi verosimilmente un futuro avvio dei lavori. Il progetto prevede una nuova struttura in via Falloppio dove verranno accolti i pazienti, gli appartamenti per le famiglie e l'area per la formazione in via Santa Eufemia. Ora dovrà essere elaborato il progetto esecutivo che dovrà essere approvato e ci sarà anche un passaggio in Consiglio Comunale per il mutamento di destinazione dell'edificio di via Falloppio. Per abbattere il più possibile i tempi abbiamo assunto quest'onere non indifferente per la Fondazione di offrire il progetto, cosa che ha consentito di risparmiare anni di appunto di possibili passaggi burocratici che avrebbero intralciato un rapido avvio dell'opera. Attualmente l'Hospice Pediatrico Padovano segue più di 300 bambini, servono nuove stanze per garantire cure sempre più all'avanguardia. Non è facile fare previsioni, io credo che tutto l'anno prossimo verrà occupato dalla compilazione del progetto e dalla sua approvazione, e che si possa pensare per un avvio dei lavori ai primi mesi del 2026.
Allora, dottoressa, attenzionare le fragilità, questi bambini, queste famiglie, abbiamo sentito, abbiamo bisogno di stanze, ecco i numeri sono sfavorevoli, ecco cosa dice, finalmente si parte ma con la burocrazia che abbiamo, però, dottoressa, se si vuole, il Ponte Morandi l'abbiamo fatto in 2 anni, però quando vogliono, se riescono a superare, io penso che questo meraviglioso progetto abbia bisogno di essere superato anche dalla burocrazia. Prego, dottoressa. Il sistema pediatrico è proprio la sintesi dell'eye care per quanto riguarda i bambini. Quando un bambino ha situazioni di assistenza della sua famiglia, quindi incentivare opere come questa è una cosa meritoria e la Fondazione ha fatto un passo veramente. Questo è quello che si può arguire. E poi tempi di esecuzione, queste cose qui, fa parte un po' della vita corrente. Insomma. Spesso e volentieri ciò che serve non è visto in una prospettiva di rapidità, perché magari non fa colpo solo di me. Ecco. Quindi anche cosa merita far conoscere questa cosa. Bene. Politici l'altro giorno proprio, e quando io ho detto, ad esempio mi rivolgevo per gli anziani perché sono le figure a Mirella, i bambini a me molto care, e ho detto perché non facciamo Villa Franchetti, la dedichiamo a fare una bella RSA, a fare un ostello, a cercare di mettere insieme queste figure meravigliose che abbiamo delle liste d'attesa incredibili. E la risposta è stata: bisogna presentare i progetti, bisogna mettere in sicurezza. No, ho detto io, scusate, guardate che è dal 2000 che ne parliamo di queste cose, dal 2000 al 2024, mi spiegate cosa avete fatto invece di presentare i progetti, visto che sapevate anche la carenza che abbiamo di posti letto nelle RSA, neanche pagando ci sono questi posti. Qui sentiamo l'ospite pediatrico è avanti con la burocrazia, qui abbiamo bisogno di risposte immediate, qualcuno si deve prendere le responsabilità, so anch'io che ci vuole il progetto, che discorsi. Mai avevi 24 anni, non lo dicevo mai ai politici che avevo di fronte, perché giustamente sono di ultima generazione, ma si poteva fare prima o sbaglio? Perché se continuiamo a dire progetti, sì, ma ci sono anche persone che dovrebbero studiare questo e portare avanti questi progetti, cosa che una volta si faceva. E qui ritorno alla Tina Anselmi con la sanità, quella sanità, perché la figura principale era la persona, dare il servizio alla persona, rivalutare il medico. Tu andavi nelle periferie e negli ospedali trovavi delle eccellenze di chirurghi dappertutto. È vero o non è vero, professor Zannus? Verissimo, verissimo, c'erano eccellenze ridistribuite, ma anche oggi, mi creda Mirella, ci sono delle eccellenze su tutto l'ambito territoriale. Io conosco ovviamente, ormai purtroppo sono vecchio, conosco quasi tutti i chirurghi per esempio del Veneto e so quanti bravi, ottimi professionisti ci sono in tutti i nostri ospedali e non solo del Veneto. Quindi diciamo che la figura del medico è ancora considerata, probabilmente potrebbe essere ulteriormente valutata, rivalutata, questo attribuendo più risorse, ma compatibilmente con quello che è il sistema, perché noi dobbiamo considerare che il sistema sanità è inserito all'interno poi di un sistema Italia e quindi c'è una situazione particolare di cui noi non possiamo dimenticare. Invece è fondamentale che ci siano delle voci come la sua, Mirella, che urlano, gridano e mantengono attiva l'attenzione su tutta una serie di problematiche. Questa iniziativa Villa Franchetti sarebbe bellissima. Chiaro che anche lì poi bisogna vedere tutta una serie di problematiche collaterali, magari sommerse, che devono essere risolte per arrivare al risultato. Il problema dell'RSA è un problema enorme. Noi abbiamo sempre più anziani da gestire. Si pensi che io in reparto magari opero appunto persone anche di una certa età, poi ho la difficoltà di rimandarli a casa, perché il paziente non va bene che stia in reparto, perché in reparto l'attività poi è comunque limitata. In un reparto di chirurgia
io poi non ho la possibilità di riabilitare come vorrei il malato, di dargli il fisioterapista. Il fisioterapista arriva, poi su 52 letti fa un po' di qua, un po' di là, ma l'assistenza fisioterapica che potrebbe ricevere invece a casa o in strutture adeguate è completamente diversa rispetto a quello che io posso fornire in un reparto di chirurgia. Capisce? E questo mette luce, getta luce su quello che è una problematica fondamentale, che è poi la restituzione del paziente operato, su cui magari hai fatto un intervento importante, a casa, a domicilio o al territorio. E anche lì adesso ci sarà da reimpostare una modalità di gestione di questi malati. Ma si sta facendo, cioè le nostre istituzioni stanno lavorando, io sono in contatto, so quale lavoro. E guardate, l'hospice pediatrico è una dimostrazione, un'iniziativa che magari può sembrare, uno dice sì, va bene, hanno fatto la struttura eccetera, ma credetemi c'è tantissimo lavoro dietro, c'è il pensiero non solo al paziente, non solo al bambino, ma anche ai familiari, avete visto, a trovare degli spazi adeguati che possano accogliere il bambino neoplastico per il suo ultimo periodo di vita. Perché vede, professor Zanno, il problema che io cerco anche di capire è che nel momento che lei mi fa il grande intervento e funziona tutto bene, il problema è quando arriva a casa questo poveretto, se non ha più quel servizio alla persona che dovrebbe avere, cosa facciamo allora? È quello che io mi batto, perché continuiamo a parlare di Villa Franchetti, la residenza per il vino, per il prosecco, l'albergo a 5 stelle, vai che ce la passano e non parlano mai di quello che serve. Allora io mi arrabbio, come dice lei, lo dico chiaramente davanti alle telecamere, potete svegliarvi, forse che abbiamo altre necessità. Grazie al professor Giacomo Zanus, professore direttore chirurgia 2 ospedale Cafoncello Treviso, grazie al dottor Sebastiano Rizza, pediatra, di essere state con noi, grazie, pubblicità. E adesso andiamo con i sindaci, abbiamo in presenza un sindaco, abbiamo Luca Martello, sindaco di Vigo Novo, ecco il nome dice tutto, è quello che ha passato sto sindaco povero. Primo mandato. Abbiamo collegato da Asolo Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo, centro-sinistra e civica. Buongiorno sindaco anche a lei, grazie di essere qui. Due sindaci, quelli che hanno il potere in mano perché hanno il potere dei cittadini che li hanno votati. Li hanno votati, li sostengono, sono in prima linea, però sindaci avete una coperta corta che bisogna che battete i pugni, siete in tanti, noi siamo con voi perché veramente siete gli unici che possono dare e vorrebbero dare delle risposte. Allora inizio proprio da Luca Martello, sindaco di Vigo Novo. Com'è la situazione del suo osservatorio, sindaco? È un osservatorio che raccoglie proprio tante indicazioni che arrivano anche dai cittadini e che spesso appunto si trova la soluzione inventandosela, perché non è uno schema, voglio dire, predefinito. Ogni circostanza ha le sue caratteristiche e vanno tutte considerate di per sé, ognuna per sé. Non c'è motivo per, come dire, essere negativi, anzi il ruolo del sindaco è proprio un ruolo diretto che consente anche a noi di essere in contatto con i nostri cittadini, sia quando le cose magari non sono delle migliori, ma anche quando le cose sono belle, quindi devo riconoscere che è un'esperienza sicuramente straordinaria. Al tempo stesso è una prima linea, come si diceva prima, ma è una prima linea, diciamo, molto più lunga di quello che si possa immaginare, quindi riuscire a coprirla tutta a volte mette in difficoltà. Non siamo da soli, ci sono gli assessori, i consiglieri, gli uffici comunali, su tutto il fronte però della prima linea effettivamente spesso siamo un po' così in pochi. Ecco, questo sì, lo riconosco, sia come disponibilità di personale e anche proprio come amministratori c'è bisogno probabilmente di agire in questo senso, questo lo riconosco. Sentiamo anche Franco Dalla Rosa, nuovo sindaco ad Asolo, siamo lasciati con Migliorini che salutiamo naturalmente. La mia domanda è: ma chi gliel'ha fatta fare Dalla Rosa quei problemi che ci sono, eppure questa passione? Ecco, cercherò di migliorare il territorio, perché questo vi candidate a questo, cioè migliorare il vostro territorio. Prego sindaco. Sì, è vero, è proprio una passione che mi accompagna ormai da tanti anni e mi convince nell'aver accettato la candidatura a sindaco la stima e la continua stima che ho avuto e che ho ancora dei cittadini
e dalla mia squadra che mi ha accompagnato durante questo percorso, e questo mi rafforza e mi stimola a cercare delle nuove soluzioni, a dare delle risposte ai cittadini che sono sempre più pressanti e sempre più incombenti, anche in vista di una certa rassegnazione e stanca della popolazione dopo il periodo del Covid, dopo eccetera eccetera, ma anche proprio da una stagnazione delle attività economiche che si appresta a diventare un po' pesante. Ecco, bisogna però farsi carico di tutte queste problematiche e cercare nel miglior modo possibile di dare delle risposte alla cittadinanza. Le risposte alla cittadinanza, però, quello che chiede il cittadino anche sono molto chiare. Questo cittadino che sempre di più sta diventando diversamente giovane, anche con problematiche. Questi bambini che hanno bisogno di risposte. Io ho visto, ho sentito dei sindaci con progetti molto belli anche per costruire gli asili con i fondi del PNRR, però il progetto PNR è stato bocciato e non è riuscito a costruire l'asilo. Ecco, quali sono le priorità secondo voi della politica? Perché voi siete chiari, questo ha bisogno il mio territorio, di questo ho bisogno io, non ho bisogno di altre cose, devo dare servizi alle persone, perché io penso che solo quando uscite di casa le persone che incontrate vi chiedono tutte grosso modo le stesse cose, la solitudine che ormai galoppa da parte di tutte le età, ecco, questo servizio alla persona che continua a mancare, le case di riposo con liste d'attesa enormi, liste d'attesa per curarsi. Il sindaco Martello, cosa le chiedono quando la incontrano? Lavoro? Sì, a Vigonovo, appunto, parlando di anziani, abbiamo proprio inaugurato un centro servizi per anziani, quindi una casa di riposo, in risposta a un'esigenza che effettivamente proprio numericamente e statisticamente è sempre più reale, e anche quello è un mondo che nella sua autonomia in qualche modo però poi torna anche a noi sindaci come esigenza da parte del cittadino, che spesso non sa a chi rivolgersi e quindi si rivolge a noi, quindi noi spesso inoltriamo delle richieste, aiutiamo il cittadino a capire quale sia il vero interlocutore per i loro problemi, che a volte non è esattamente il sindaco. Io credo in assoluto che l'esigenza nostra sia quella di aiutare le famiglie, è verissimo il discorso relativo agli anziani, ma è ancora più pressante per noi la necessità di trovare in qualche modo le soluzioni affinché le famiglie possano fare figli e possano continuare a lavorare, okay? Perché questo è il vero problema, riuscire a mantenere anche la propria professionalità, penso soprattutto alle donne in questo caso, e quindi avere tutti quei servizi che possono essere asili, ma anche forme private in questo senso di assistenza, credo possano riguardare le ottiche future, cioè riuscire a trovare sistemi per cui ci sia una relazione tra il bisogno dei cittadini e magari la disponibilità anche di fare impresa in settori che divengono fondamentali, proprio perché l'esigenza di lavorare per tutti che hanno figli è totale, si lavora almeno in due a casa, e al tempo stesso, se questo può essere un motivo per cui si è inibiti, come dire, a fare famiglia, questo è un vero tema su cui dovremo confrontarci e soprattutto trovare soluzioni. Sentiamo anche come commenta il sindaco Dalla Rosa. Prego sindaco, le parole del sindaco Martello. Concordo con quanto detto da Martello, solo che ci troviamo anche su una situazione di decremento demografico, quindi i bambini sempre meno e una popolazione che sta invecchiando e diventa sempre più anziana nella media. Quindi le necessità si stanno un po' spostando. Da un lato, come diceva il sindaco, dobbiamo dar modo alle famiglie che si trovano in povertà di poter, diciamo, mettere al sicuro i bambini per il periodo del lavoro. Dall'altro però dobbiamo riproporre una nuova forma di edilizia, diciamo, popolare per le persone anziane, costituita da alloggi molto semplici, molto vicini ai negozi e alle farmacie e qualcos'altro, per dar modo a queste persone che sono sempre di più e sono sempre più sole di vivere dignitosamente la loro vita. La ringrazio di aver detto questo, sindaco Dalla Rosa, perché il mio pensiero va
ai nostri antenati, i nostri vecchi, i nostri amministratori di una volta che facevano queste residenze all'interno delle città, non le facevano in mezzo ai campi dove sono nell'isolamento più totale, perché non tutti sono ammalati gravi, ci sono persone che avrebbero anche tutto il diritto di vivere una quotidianità. Pensate solo di prepararsi, di uscire per andare al mercato, per andare a bere un caffè, vuol dire ecco cambiare vita, perché non è la residenza in sé, dov'è la residenza? Anche qua bisogna puntare e capire che abbiamo dei centenari che veramente quando li intervistiamo io dico ma è una cosa incredibile, mente lucida, sono ancora autosufficienti, qualcuno di loro viene aiutato ma in parte. Ecco l'attenzione che dobbiamo vedere alle fragilità, Sindaco Martello. Sì, i nostri centri, diciamo i nostri paesi sono nati intorno alle piazze e intorno all'esigenza, l'abitudine ad uscire, a portarsi in piazza era un momento di incontro e lì ci sono i nostri negozi, direi soprattutto c'erano i nostri negozi perché anche questo assetto diciamo urbanistico dei nostri territori sta mutando, bisogna sapere interpretare anche questo di cambiamento perché il mercato ad esempio da noi del lunedì che è un mercato grosso è un momento in cui effettivamente vedi soprattutto le persone magari anziane che hanno la disponibilità il lunedì mattina di poter uscire, che lo fanno magari anche non per fare esattamente degli acquisti ma proprio per incontrare delle persone, vedere il paese che vive. Può sembrare qualcosa di retro, al contrario forse è un connotato del nostro futuro, cioè quello di riuscire a creare nei nostri centri dei motivi, appunto avvicinando anche proprio la disponibilità abitativa delle persone più anziane, rendendo loro più pratica la possibilità di uscire e vivere queste piazze che comunque ci sono e compongono il nostro territorio. Lei cosa ne pensa, Sindaco Dalla Rosa, l'importanza di stare vicino alle fragilità? Perché a una certa età diventi anche fragile, devi muoverti in sicurezza. Io l'ho detto anche prima, sono molto preoccupata del messaggio che sta passando di diversamente giovani che dicono io alle 17 del pomeriggio non esco più perché ho paura. Non è così, ecco che dobbiamo stare attenti per carità, ma dobbiamo anche capire che non è questo il messaggio che dobbiamo dare. Queste persone devono uscire, lo dicono i medici, avete sentito l'importanza della passeggiata, ma è una passeggiata che deve essere in sicurezza e qui siete voi perché è responsabile della salute dei cittadini, però con le risorse che avete non è che potete fare i salti mortali. Ecco, l'unione e la fusione dei comuni è importante anche per avere più risorse. Sentiamo Dalla Rosa. Sì, io penso che sia fondamentale andando avanti pensare a delle fusioni o unioni di comuni proprio per fare delle economie di scala e avere facilità a poter costruire qualcosa. Ritornando sul discorso degli anziani, ecco, finora abbiamo sempre pensato di parcheggiarli in qualche posto, invece gli anziani sono parte attiva e viva della società, hanno bisogno di una casa in mezzo alle persone, bisogna cambiare mentalità e costruire degli alloggi che vivono nel centro del territorio. Prima il professor Zannus, che ho avuto ospite, ha detto una cosa importante che spero che voi sindaci riusciate a capire. Io li curo, faccio un grande intervento, dura pochissimo perché alla sera addirittura possono mangiare, stiamo parlando di operazioni anche importanti di fegato, perciò li rimettiamo in piedi subito, però dopo non so dove mandarli. È là il grande problema e questo è un grande problema che dovete prendervi a cuore e cercare di farvi ascoltare da chi di dovere, che sono la regione, che sono a Roma, perché le risposte le dovete avere, cioè non è possibile continuare a non parlare di queste cose, a parlare solo di cemento o di altre grandi opere. Noi abbiamo queste persone che non è che possono aspettare in eterno. Io ho citato l'esempio di questa persona cieca a 98 anni che non riuscivo a inserirla in una RSA perché aveva una svama che era molto bassa. Ma cosa ha avuto svamare a 98 anni cieco? Cioè capite che la burocrazia deve avere anche un limite, cioè, ma cosa ci chiedete? E questo è l'importanza. E nel momento che sono riuscita
ci ha lasciato, ecco, capite? Ecco perché mi è molto a cuore questo tema e voi siete in prima linea, voi dovete battere i pugni, sindaci, dovete fare più squadra, e quando va a parlare il presidente dell'Unione dei Sindaci voi dovete essere alle spalle, farvi vedere, perché avete visto i trattori, quando ho visto i numeri dei trattori che si stavano spostando hanno fatto marcia indietro e hanno rivisto quello che avevano pensato di fare, perché i numeri in politica contano e voi li avete, Sindaco Martello. Non è sicuramente un problema facile, non è neanche semplice e quindi non ha una soluzione altrettanto facile o altrettanto semplice. Sentiamo spesso, perché effettivamente noi sul nostro fronte c'è anche questo segmento qui di interesse, non è che lo scopriamo questa mattina qui, e l'impegno veramente è trasversale, vorrei dire, anche proprio rispetto ai colleghi che appartengono a partiti. È vero il problema del personale, non è secondario, e non si può far finta di non saperlo. C'è una difficoltà ad assumere nelle strutture, vediamo appunto nel mondo della sanità quanto sia un tema su cui anche chi ne ha la competenza insista, anche con scelte come è stata quella dell'abolizione, in qualche modo il superamento del numero chiuso per i medici, quindi che sia o meno la soluzione questo lo scopriremo fra qualche anno. Di sicuro chi è direttamente interessato da questi temi sta cercando le soluzioni, proprio perché c'è anche da parte dei sindaci il riportare questa forma di difficoltà. Al tempo stesso l'età di cui stiamo parlando, mediamente più elevata, ha aumentato il numero di prestazioni che queste persone oggettivamente hanno bisogno di avere, e questo altrettanto quindi sposta i costi in qualche modo dell'assetto sanitario, quindi è un problema molto complesso, lo viviamo direttamente anche quando parliamo con i cittadini dei medici di base che seguono tantissimi pazienti e anche loro stessi vivono la difficoltà di dover seguire e dare risposte a tanti pazienti. È un mondo complesso, i sindaci ci sono, però io questo lo posso testimoniare per quanto riguarda il nostro impegno con il nostro presidente del comitato e tutti gli altri sindaci. Costantemente ascoltiamo comitati che si attivano di cittadini per cercare soluzioni. La situazione non è esattamente florida, ok? Pur essendo in Veneto, mi permetto di dire, perché non è un motivo, voglio dire, di confronto, ma al tempo stesso sappiamo che in altre realtà della nostra penisola insomma sia ancora più difficile. Questo non ci deve di certo accontentare, ma al tempo stesso dobbiamo proprio trovare quel modo di essere squadra, perché affinché appunto il peso della nostra voce, il volume della nostra voce sia ancora più forte. Questo sicuramente, anche perché siete quelli in prima linea, siete voi in prima linea, non è che ce ne sono altri. Se i cittadini vengono da voi, perché in Regione non si arriva poco, a Roma men che meno, anche se entra una persona gli altri rimangono fuori, però voi avete questo potere che io vi rinnovo, potere dei cittadini che sono al vostro fianco, e se seminate bene vi premiano dandovi il voto e rinnovando questo voto di fiducia. Dalla Rosa, cosa dice? Ecco, quelli pagati meno, con più problematiche, eppure soldi in giro ce ne sono. Se a me vengono a dire che non ci sono soldi mi arrabbio da morire, perché poi io sento delle cifre sia a livello regionale che governativo, vuol dire che sono destinati ad altro, non perché non ce ne sono, è là il problema. E anche la trasparenza su quello che dovrebbe essere, ecco, il bilancio del governo, perché lo Stato siamo noi, il governo è un'altra cosa, la trasparenza anche su quello che si investe, su quello che si fa, perché non è che ci sia tanta trasparenza, noi non sappiamo mai niente dei nostri soldi, come vengono spesi, dove, come, e vai su internet, no, non è così, tu ti pago, tu ogni tanto vieni a dirmi com'è la situazione, quello che fate anche voi con i bilanci comunali. Prego, Dalla Rosa. Sì, sono d'accordo che bisognerebbe essere più trasparenti verso i cittadini, questo forse è una carenza proprio della politica. È anche vero che ci sono talmente leggi farraginose e una burocrazia spaventosa che veramente i lavori vengono ritardati, ma non di poco, e anche qua lavorare sulla burocrazia è uno dei compiti che dovrebbero e bisogna fare a livello nazionale, perché a livello locale non si riesce a fare niente. Quindi bisogna fare un
un'operazione proprio di cambio di mentalità con uno svecchiamento di tutte queste pastoie, queste norme burocratiche che a volte si accavallano, si annullano e si rafforzano. Veramente questo è un lavoro enorme e grande che bisognerà fare per il futuro. Allora, adesso vi faccio una domanda, spero che la conosciate, perché ieri erano 6 sindaci che non sapevano di questa cosa che adesso vi spiego. Voi sapete cos'è la Disability Card? Allora, cominciamo con Martello. Mi viene da pensare a... No, sa cos'è la... No. Perfetto. Dalla Rosa? Io ne ho sentito parlare perché il mio ex sindaco era molto afferrato in questi argomenti. Ma cos'è? È una specie di passaporto, no? che individua determinate criticità. Allora, non è così. Allora, la Disability Card, ve lo dico perché è giusto che lo sappiate, perché ho avuto il presidente di questa associazione che ha portato questa cartina, è una tessera gratuita che dovrebbe essere richiesta all'INPS, perché dà la possibilità a queste persone diversamente agili di non uscire più con un pacco di carte così, se si devono recare su qualche ufficio, se si devono recare a fare anche una documentazione, perché in questa carta è inserito tutto, la storia di questa persona, diritti e doveri. Perciò è un passo avanti molto importante, perché giustamente, come dicevano questi rappresentanti di associazioni e anche le telefonate che ho ricevuto, che dicevano quando noi dobbiamo uscire abbiamo 1000 difficoltà, questo è un aiuto grande, ma questo non si sa. Nessuno sapeva di questa storia. Siccome è una carta importante per queste figure, che tutti quanti nel vostro territorio avete, io vi pregherei di prendere nota e di vedere, perché questa carta dovrebbe arrivare gratuitamente dall'INPS, ci dovrebbe essere una comunicazione con i servizi sociali, a mio avviso, visto che è anche gratuita, in maniera che queste persone sanno che c'è anche questa possibilità di avere questa carta che è gratuita e dà la possibilità di uscire senza più tutto questo massa di carte che devono portarsi dietro. Ecco, anche qua quanta comunicazione manca su quello che c'è e quello che non so. Sindaco Martello, ma sono io che devo fare sta roba? Devono venire qua, perché così non si può andare avanti. Questa carta deve essere conosciuta specialmente dai servizi sociali e dai sindaci. Allora, su questo tema qui mi permetto di aggiungere che anche una cosa che ho riscontrato e che riscontriamo noi come sindaci riguardo alla disabilità è il pass disabili per le vetture, che un registro unico sarebbe sicuramente più pratico per tutta la gestione poi che se ne fa, e questo attualmente non è ancora, diciamo, attivo, quindi anche in questo caso mi permetto di sottolinearlo. Un'altra cosa che non si sa è quella del servizio civile per i giovani. Non si sa, spesso si parla dei giovani che dovrebbero fare il servizio di leva o altre cose, non si sa. I giovani non sanno, e lo testimoniamo noi, che possono fare un anno di servizio civile pagato, okay? Lavorando con gli anziani, lavorando nelle biblioteche, lavorando in vari settori, e mancano. Quindi mi chiedo anche in questo caso appunto quanto la comunicazione possa a volte essere, come dire, una scelta quella di tenerla ferma, o al contrario un'opportunità di cercare di amplificarla. Di aiutare anche queste non nascondo persone. la mia ignoranza, quindi in questo caso è qualcosa che imparo e di cui farò tesoro. Grazie. E al tempo stesso però mi permetto di girare invece per i giovani la messa, diciamo, a conoscenza che esiste l'opportunità di dedicare un anno della propria vita dopo i 18 anni in Italia, lavorando in vari settori, mettendosi a disposizione della cittadinanza. Basta saperlo però, Sindaco, quello che dice lei. Bianca da Verona, veloce Bianca, perché sono in chiusura. Niente, io ho parlato che devo fare la visita per l'asma e non trovo mai posto.
Sì, Bianca, abbiamo capito, purtroppo abbiamo sentito anche col professor Zannus il problema che c'è nelle liste d'attesa, stanno cercando di mettercela tutta, ma se non abbiamo i numeri è inutile, questa è la verità purtroppo. Allora sentiamo anche il sindaco Dalla Rosa, ecco, più comunicazione, più informazione, ma io mi chiedo che anche i servizi sociali dovrebbero automaticamente impegnarsi a capire cosa sta cambiando, cosa c'è che veramente si può fare, non si può fare, essere preparati, perché è una cosa che riguarda i servizi sociali questa. Ecco, io devo anche vedere cosa c'è di nuovo nel computer e internet che ormai arrivo dappertutto. Ecco, cosa si potrebbe fare? Perché queste fragilità hanno bisogno di risposte, non è che ci sia questa tessera, io non so perché non me la dice nessuno, oppure come dice il sindaco Martello, il servizio civile, poi non abbiamo volontari, ma se non li andiamo a prendere e non li portiamo a capire cos'è il volontariato, forse ne avremo sempre meno. Prego, Dalla Rosa. Sì, io l'avevo chiamato passaporto, ma è una tessera di inclusione sociale, chiamiamola così, che è vero che è poco conosciuta, bisogna dare più comunicazione su questo aspetto. I servizi sociali, per quanto personale abbiano, a volte sono anche insufficienti per stare al passo con tutte queste novità, ma anche per seguire in prima persona le persone che hanno bisogno. Quindi bisogna potenziare sia i servizi sociali che l'aspetto comunicativo. E infatti per quello prima parlavo di unione, di fusione tra comuni, perché avete bisogno di personale, non c'è niente da fare. Qui c'è una popolazione che si rivolge sempre più al sociale. Io dico sempre ai sindaci che a mio avviso il sociale dovrebbe funzionare 24 ore su 24 dal lunedì alla domenica, perché come funzionano i ristoranti, come funzionano gli ospedali, ecco, noi vediamo specialmente il fine settimana che è molto problematico per le persone in difficoltà. Sindaco Martello, siamo in chiusura, cosa ci vuole dire, come ci saluta? Ma che rispetto a questo tema siamo in fase di evoluzione in Veneto, perché c'è una nuova legge adesso che anche in Veneto ci aiuterà in questo senso, quindi tutto l'assetto, come dire, sociale, sociosanitario avrà l'opportunità di fare un passo in avanti, o almeno questo è lo spirito che ci guida, quindi cercheremo di interpretarlo al meglio. Io dico per mia natura che bisogna essere ottimisti e prendersi gli impegni. In questo caso ho conosciuto oggi un qualcosa di nuovo, sono certo che i nostri servizi sociali in realtà siano più aggiornati di me, okay? Quindi, però riporterò loro questo messaggio della Disability Card. Cercheremo, noi con la Disability Friend abbiamo fatto un progetto che riguardava i nostri collaboratori del comune affinché riescano a interfacciarsi di tutti gli uffici, non solo dei servizi sociali, con tutte le persone che hanno appunto bisogno di essere in questo senso capite, è un progetto che abbiamo concluso l'anno scorso e che ha formato i nostri collaboratori, così i nostri dipendenti del comune, quindi l'impegno in questo senso c'è, è una fascia di cittadini che ha bisogno di essere aiutata. Non ultimo, si citava prima l'esigenza di farli uscire, di aiutarli ad uscire, bisogna anche costruire un territorio che non abbia barriere architettoniche. In questo senso stiamo lavorando. Purtroppo devo chiudere. Saluto Luca Martello, sindaco di Vigo Novo, saluto Franco Dalla Rosa, sindaco di Asolo. Se volete vi metterò in contatto con queste associazioni, perché non c'è solo questo, c'è un'altra cosa molto importante che non viene fatta nei comuni, che sono questi pass per i disabili, perciò io vi metterò in contatto se avete piacere, perché penso che bisogna fare squadra per aiutare queste fragilità. Grazie, adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Baccalà in umido con uvetta. I vichinghi impararono dai baschi il sistema di conservazione del merluzzo sottosale. Oltre che come cibo, sulle loro navi il baccalà fungeva da barometro. Appendevano il merluzzo a delle corde. Quando il baccalà cominciava a gocciolare, voleva dire che era in arrivo una tempesta. La maggiore umidità dell'aria faceva infatti sciogliere il sale. Ingredienti per 4 persone: 800 grammi di filetti di baccalà bagnato, 300 grammi di patate, 200 grammi di polpa di pomodoro a pezzetti, una cipolla, prezzemolo tritato, 2 spicchi d'aglio,
50 grammi di uvetta, 3 cucchiai di olio extravergine d'oliva, sale, pepe. Lavate e asciugate con carta da cucina il baccalà. Spellatelo, eliminate eventuali spine e tagliatelo a pezzi non troppo piccoli. Fate imbiondire l'aglio schiacciato in una padella con 3 cucchiai d'olio e la cipolla tritata. Aggiungete quindi le patate pelate e tagliate a dadini. Unite il pomodoro. Il prezzemolo tritato. L'uvetta fatta rinvenire in acqua tiepida e strizzata. Lasciate insaporire per un minuto, mescolando. Salate. Pepate. Coprite a filo con acqua calda e fate sobbollire per una decina di minuti. Immergete il baccalà. Coprite e cuocete su fiamma moderata per circa 20 minuti, girando di tanto in tanto per evitare che il pesce si attacchi al fondo. Servite e buon appetito!